segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Siamo in diretta, buon pomeriggio a tutti dagli studi di Via Oslavio per raccontarvi Lecco Trento che tra poco scenderanno in campo in occasione della quinta giornata di campionato, mentre è arrivato Stefano Menegatti che tra poco ci raggiunge, lo vedo in regia. Io do il benvenuto e bentornato qui da noi a Lorenzo Marconi, il capitano. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Ci contribuirà a raccontarvi questa partita, tra poco entriamo nel vivo, lo stimoliamo subito su questo avvio di campionato molto positivo del Lecco, però Fausto Riva, che salutiamo dalla regia, ci collega tra poco con il nostro Albino Alborghetti che è allo stadio Rega Monticeppi come sempre e ci darà qualche diciamo così dritta prima di questa partita, prima del fischio iniziale. Intanto io dico subito le formazioni perché ve le do in ordine per far prima di numero: Furlan, Zanellato, Furrer, Battistini, Bonaiti, Ferrini, Tanco, Sipos, Frigerio, Rizzo e Critta. Per il Lecco risponde la squadra di Luca Tabbiani, ex giocatore bluceleste, Barlocco, Sangalli, Ebone, Giannotti, Muzza, Aucelli, Dalmonte, Fiamozzi, Miranda, Maffei e Chinetti. Queste sono le scelte dei due allenatori. Trento che si dovrebbe schierare in realtà con un 3-4-3, contraddicendo un pochino quello che avevamo pensato alla vigilia. Dovrebbe essere 4-3-3, sì, con Barlocco, Muzza, Miranda, Fiamozzi e Maffei, Aucelli, Sangalli e Giannotti centrocampo, Dalmonte e Chinetti le due ali in attacco con Ebone centravanti. Allora abbiamo Albino. Ciao Albino! Ciao Stefano! Ciao, stavamo commentando le scelte dei due allenatori. Innanzitutto però ti chiedo che clima c'è a Rega Monticeppi. Oggi è una giornata molto molto calda, potrebbe essere un fattore. Sì, scusa, ti ho sentito male, ci parlavi del gran caldo? Sì, fa un gran caldo anomalo oggi, sì. quindi potrebbe avere in qualche modo essere un fattore. Sì, ma credo che sarà abbastanza determinante sulla condizione proprio atletica delle due squadre. Il Lecco mi sembra, visto dalle ultime due partite, mi è sembrato da questo punto di vista in progressione, per cui direi lo sentirà magari come lo sentono tutti, però forse in maniera migliore. Il Trento non saprei dirti perché l'ho visto solo in televisione, ma non mi ha dato l'impressione però di grandissima condizione atletica. L'ho visto giocare ancora molto su dei colpi quasi singoli e poco supportato dalla velocità di squadra o dal supporto della squadra. Però sai, ogni partita poi è un mondo a sé, bisogna vedere cosa succederà oggi, insomma. Assolutamente. Tu ti aspetti che Lecco ti aspetti? Le scelte del mister, allora torna Frigerio titolare, confermato Furrer, cambia qualcosina a centrocampo perché dà una maglia titolare a Bonaiti al fianco di Zanellato. Li sta alternando i centrocampisti accanto a Zanellato che rimane ovviamente il perno. Sì, certo, Zanellato non ha sostituti in questa squadra. No, ma neanche in questa categoria credo che possa centrare qualcosa. Credo che ci c'è da sottolineare anche di Rizzo, che farà secondo me un'ottima partita perché è in crescita a grande condizione, mi dicono, e quindi lo vedo come una potenziale positiva sorpresa. Ce lo auguriamo assolutamente. Ti chiedo a proposito di esterni destri, perché in panchina poi ci sono Pellegrino, c'è Grassini e per la seconda volta di fila non c'è Miali, che avevamo visto due partite fa entrare in maniera straordinaria, però ancora una volta non è convocato. Sì, però bisogna vedere poi col materiale che ha a disposizione l'allenatore, se vede bene quelli prima degli under, che poi non hanno una grande differenza di età secondo me, taluni di questi giocatori tra di loro, per cui gli altri li vede praticamente tutti i giorni. Non so se questi under si allenano costantemente con la prima squadra, può darsi che sì, può darsi che no, può darsi che non l'abbia visto in grandissima condizione, oppure che ha bisogno di recuperare, perché a quell'età lì dai molto subito anche, poi non è che ti certo. dosi, no? No, ma perché io proprio quei 30-35 minuti che aveva giocato contro le Dolomiti aveva avuto un impatto straordinario, quindi certo. avevo detto come fai a non portarlo, io lo porterei sempre in panchina almeno, no? Poi ma poi può darsi che non faccio l'allenatore, quindi sono qua a commentare. Poi io queste cose faccio fatica a capirle ma anche a giudicarle, perché
può darsi che poi abbia un leggero Certo. mal di denti o la forfora, per dire che una La cazzata. forfora sì, ci piace. Senti, E quindi lo lasciano tranquillamente in tribunale di la partita. Albino, quanti spettatori più o meno? Non c'è ancora il dato ovviamente, però occhio. No, guarda, allora qui c'è sempre questo malvezzo, secondo me sbagliato, di entrare all'ultimo. La curva non è ancora piena, e perché c'è sempre questa gente che entra all'ultimo momento, devono star fuori a parlare all'esterno della stadio, parlate dentro, ha un senso finito. Però credo che saremo oltre il 2003-2004. Confermare insomma sempre un po' i numeri che si stanno facendo negli ultimi mesi, che sono assolutamente positivi. Sì, ma poi ripeto, lo stato del campo mi sembra molto buono, lo stadio è messo bene in ordine per quello che si può fare con una struttura così datata, però è in ordine perfetto, cioè direi che è una bella giornata, a parte il caldo, per giocare a calcio. Assolutamente. Va bene, dai Albino, grazie mille. Allora, buona partita, ci sentiamo alla fine del primo tempo. Anche a voi e a tutti gli spettatori. A dopo. Ciao Alvin, ciao. Allora, salutiamo anche Stefano Menegatti. Ciao Stefano. Ciao, buon pomeriggio. Intanto Gabriele Pasini da casa ti saluta. Ciao. Menegatti ti ha chiamato. Avessi quella L. Ma io ieri, poi Fausto. No, buon pomeriggio a tutti. Fausto. Stavo seguendo il lancio della monetina, stavolta abbiamo vinto. E quindi attacchiamo? E quindi attacchiamo verso la curva sud in primo tempo. Finalmente, no, per questo ne avevamo già parlato altre volte, anche Sì. di questa cosa, come mai, no? Ti ricordi, non so, ai tuoi tempi non credo succedesse mai che... Finalmente, no, Ste lo diciamo ogni volta, si attacca. Intanto c'è un minuto di silenzio prima della partita. Lorenzo, volevo approfittare per chiederti, stavamo parlando prima dell'inizio della trasmissione, di questo avvio di campionato del Lecco decisamente positivo. Cosa ti ha colpito di più? Mi ha colpito che è una squadra che dà fuori dall'impressione di sapere quello che sta facendo e quello che vuole fare. Ovviamente i risultati aiutano a rafforzare le certezze che hai. L'allenatore mi sembra una persona importante, nel senso che è il capopopolo della squadra, mi sembra che tutti lo seguano. Non ultimo, il Lecco comunque ha dei giocatori di qualità, sicuramente. Assolutamente, a cominciare da Zanellato, che rimane il faro in mezzo al campo. In queste partite sta alternando tutti gli altri centrocampisti. Oggi tocca a Bonaiti, ma era toccato prima a Medlica e poi a Mallamo per 2 partite di fila. C'è una gestione in questo caso molto oculata, no? Anche un po' a 360 gradi sulla rosa da parte di Mister Valenti. Sì, anche perché sono i due giocatori fondamentali, perché nel 3-4-3 equilibrano un po' tutta la squadra, mentre ormai la difesa è quella. L'attacco oggi riconferma è questo, quindi gli esterni, anche oggi alterna un esterno, ma penso sia tutto logica, diciamo, di energie, anche perché oggi non c'entrerà sicuramente con le scelte, però come dicevate prima tu e Albino, arrivando qua ho sentito caldo. Sì. Quindi sai, siamo già là, quant'è questa quinta giornata. Tanto si giocherà giovedì sera poi. Inizia già a essere, iniziano già, diciamo, non è più le primissime giornate, quindi sai, inizia a fare certi ragionamenti poi oggi in casa. Quindi... Tanto la partita è iniziata e ricominciamo e recuperiamo subito una bella palla a centrocampo. Sono contento di rivedere Rizzo, perché sinceramente Pellegrino mi sta un po' deludendo. Allora, è un po' il peso morto della squadra. Però c'è molta curiosità anche su Rizzo, perché la partita che aveva giocato Rizzo mi manca un po' acerbo anche lui, infatti ho qualche dubbio che alla fine non ripristineranno Grassini, perché tutti e due sono abbastanza, ma è il discorso che facevo prima anche con Albino: se Rizzo è giovane, Pellegrino è giovane, Mihail è giovane anche lui, perché bocciare sempre lui? Stessa identica cosa che ho pensato anch'io, perché anche Joy sicuramente ha ragione Valente che li vede, come dice Albino, in settimana, ma anche Anastasini. Cioè giovane, però per come sono entrati non sono tanto giovani di testa, mentre magari Rizzo ha dato più l'impressione di essere acerbo, perché quando è entrato ha combinato, non dico disastri, però si è visto che non era proprio prontissimo. Loro hanno dimostrato pronti via, ma Anastasini già dalla scorsa stagione. Sì. Tanto però, Trento che prova a distendersi a destra. Diciamo che fino adesso Valente mi stupisce sempre, quindi avrà ragione lui. Però Lorenzo, non so tu cosa pensi, visto che sono tutti giovani, no? È vero che lui li vede in allenamento, quindi sicuramente potrà trarre delle considerazioni che noi non conosciamo.
Il Miali, io non so se tu l'hai visto, Sì, l'ho visto, a me ha impressionato tanto, anche come stazza fisica, struttura fisica già. Hanno tutte e due, a parte che mi sembra siano tutte e due il settore giovanile, questa qui è sicuramente una cosa importante. Esatto. Tutte e due quella partita che l'ho visti, sì, erano mezz'ora, però hanno fatto delle cose da giocatori veri. Quindi secondo me adesso io poi le motivazioni per cui non sei in campo e non sei in panchina non le so, però è un peccato perché essendo due del settore giovanile sarebbe bello anche vederli in campo, titolare. Portano anche entusiasmo in quella partita con le Dolomiti. Passatemi l'ignoranza, ma non è che possono anche essere stati ieri a Udine loro, no? Sono stati, scusa? Non è che magari erano a Udine? Con la prima no, mi sembra di no, mi sembra che non abbiano giocato nessuno dei due, né Miali né no, ma giocato no, ma magari erano, non lo so, convocati, però non credo che non sono riuscito a informarmi, ho visto solo perché comunque la scelta era quella di aggregarli in pianta stabile al gruppo della prima squadra. Però magari da quello che hanno fatto vedere ci sta tranquillamente, anche perché intanto il Trento ancora che attacca sulla destra, Cross dentro messo fuori, adesso sta prendendo un attimino più campo il Trento, però dopo i primi 3 minuti ancora niente da raccontare. Schermaglie di centrocampo, diciamo, niente da segnalare. No, anche perché uno poi va a vedere Pellegrino nel 2004 che ci sta giocando Rizzo nel 2006. Che praticamente sono coetanei, tutte e due 2006 anche Miali e... Sì, ma questi qua sono, adesso non mi riferisco a questo caso qui, però anche quando giocavo io, che c'era ancora il pallone a rombi bianchi e neri, cioè quelli che venivano al settore giovanile del Lecco dovevano fare un po' più di fatica. Sì, non lo so, adesso magari non è così, però questi due ragazzi... Primavera che hanno scorso vinto il campionato, cioè non è che ha... Non lo so, però dico, questi due ragazzi quando li ho visti mi sono sembrati bravi. Sì. Vabbè, vedremo. Io giovedì mi auguro di vederne almeno uno dei due in panchina quantomeno e poi magari rientrare nelle scelte di Valente. Intanto le telecamere di Sky vanno sulla curva nord, fa molto caldo oggi. Brutta palla persa. Poi il tentativo di affondo sulla sinistra, il cross alto. Calcio d'angolo però, no? No, alto il cross. Deviato. Brutta palla persa da Bonaiti in uscita. Sì, che ha fatto il passaggio orizzontale molle verso, credo, Battistini e si è infilato Chinetti. Brutta palla persa e poteva originare veramente un pericolo notevole. Sì, il Trento è aggressivo. Il Trento è aggressivo in questi primi minuti. Sì, anche diciamo dei 4 di centrocampo. Bella Rizzo. La palla rubata da Rizzo che cerca l'affondo sulla destra, la palla dentro la testa di chi era questo? Mallamo? Forse sì, perché si era infilato dalle retrovie. No, era Furrer. Non è proprio il suo, però bello. Sì, è un bello, diciamo, intelligente movimento perché è entrato lui al posto di soprattutto Rizzo, bravo, intraprendente. Sì. Lo abbiamo, come dire, fuori di parlare di Miali, ci ha sentito, Rizzo ha detto... Rizzo è la prima da titolare, sì, aveva sempre giocato da rincalzo fino adesso. Ma ha giocato in trasferta, dici? Nella prima trasferta stagionale. Una da titolare l'ha fatta sicuramente, adesso non ricordo più, ma forse a prima giornata di campionato o a seconda giornata di campionato. Perché poi è andato anche in nazionale, quindi ha saltato. Nazionale svizzera. È un uomo anche lui, tra virgolette, pur essendo molto giovane, di Valente, uno scelto da Valente, perché Valente lo conosce bene. Sì, poi c'è sempre da capire appunto finché è arrivata la scelta o magari finché è arrivato semplicemente che arriva da zone seguite dal mister. Comunque il Trento sta cercando di imporre il gioco adesso, si staziona sulla tre quarti, adesso il cross dentro, buona guardia di Battistini che sbilancia in maniera regolare l'avversario e palla che sfila in rimessa laterale. Anche perché il Trento all'inizio dell'anno comunque era attesa come una delle possibili protagoniste, no? Si va a vedere anche la panchina, in panchina ci sono giocatori importanti. C'è Sangalli a centrocampo, c'è anche Fossati, giusto? C'è Fossati in panchina, Cappelletti, Benedetti, Meic, ci sono giocatori importanti comunque, Cappelletti, Capone, Trainotti, difensore di grande esperienza. Perché il capitano è in panchina, giusto? Trainotti, sì. Bello il cambio di gioco però, un po'. Buona l'uscita. Attenzione però a mettere la palla sui piedi di Furrer che però non ha il tempo di concludere dalla tre quarti perché il portiere è uscito Barlocco di testa, la palla era finita fra i piedi di Furrer che però era un po' in difficoltà, non poteva però calciare. Siamo reattivi anche nel recupero palla,
dialogo di Sipos. Direi che abbiamo iniziato. Rizzo ancora ci prova, non riesce però a completare ci fa. il dribbling. Lorenzo, direi che abbiamo iniziato bene dal punto di vista della voglia, anche del dinamismo, stiamo cercando di recuperare palloni. Sì, ma Lecco, secondo me da quel punto di vista lì non ha mai deluso ed è secondo me un punto di forza, perché vuol dire che comunque hanno alta l'attenzione e tutti, perché se tu guardi adesso vanno a fare pressing e sono coinvolti un po' tutti, quindi bene così. E induciamo all'errore il Trento, che butta via una pallaccia nel tentativo di servire le punte. Da casa ci scrivono, non solo da casa, Marco Caso ci scrive un saluto dalla tribuna, grande il nostro capitano Lorenzo. Saluto voi. Saluta, e Marco, bravo a chi ci segue anche dalla tribuna dello stadio. Siete adorabili. Walter, buongiorno a tutti. Gabriele, forza ragazzi, oggi dura. Giancarlo, ciao a tutti, ciao capitano, forza Bagai. Adesso proviamo a ragionare noi con Critta che sfonda la linea di metacampo. Bello il servizio verticale che sfila fino a Rizzo, il cross immediato, intelligente, però non riesce. Diciamo che qua ci stava la giocata. Deviate rimessa laterale, ha cercato di servire subito Sipos al centro perché era libero. Però ha iniziato bene. Giusta la giocata, giusta l'idea, quasi anche la realizzazione, non è che l'ha sbagliata del tutto. Battistini, il cross, bello sul secondo palo, un po' alto per tutti, ci ha provato Critta stringendo la sinistra, ma pallone fuori misura. Battistini comunque si sta calando ma spesso nel centro-destra e arriva a crossare lui. Lui di solito ha un andava... buon piede Battistini, perché i cross da lì non sono così facili. Infatti l'ha fatta girare bene. È molto bravo a farlo. Di solito lui, che invece era più uno che puntava nei calci d'angolo e così, si sta calando bene. Poi diciamo che abbiamo trovato anche questo Tanco che nomen, no? Proprio un cingolato lì al centro della difesa. Da sicurezza, diciamo, non ha sbagliato quasi nulla finora. E Ferrini che per questa prima fase di campionato conferma il fatto che sia un po' una sicurezza anche lui. Ferrini sinistra. Possiamo dire che in questo momento è forse uno dei giocatori imprescindibili, perché lì braccetto a sinistra non avresti nemmeno alternative. Quindi, quello no, però dico, tutto il trio difensivo si è subito amalgamato con Tanco. Panchinando Marrone, cioè, quindi hai Marrone come prima alternativa, che è partito titolare, poi dopo... Marrone era, se diciamo non per cambi fisici, diciamo così, ma sarà in difficoltà perché comunque i tre funzionano bene assieme. Sì, adesso funzionano davvero molto bene. Adesso c'è una punizione sulla destra per il Trento. Seguiamola, intanto che ci si prepara, chiedo a Lorenzo, tu ci insegni, da grande difensore come sei stato, che quando il mister trova la quale in difesa difficilmente poi cambia, no? Poi sai il discorso di Tanco, che è il centrale difensivo, a quanto visto ha velocità, fisico, temperamento, che sono tre caratteristiche imprescindibili per un centrale difensivo. Quindi secondo me non è male neanche con i piedi, perché dopo ovviamente in quel ruolo lì non è che devi essere Maradona, però non è uno che fa errori, un buon giocatore assolutamente. Seguiamo la punizione, ci sono Dalmonte e Maffei. Sì, se ne è andato Giannotti. Sulla palla. Da centrodestra, tre quarti destra, due uomini in barriera al limite dell'area, uno zanellato, l'altro non ho visto chi, forse Führer. E parte la battuta di Maffei, mette fuori Frigerio in rimessa laterale. Nulla di fatto. C'è chi era il numero 19, Mucca. La rimessa laterale in fase offensiva per i giallo-blu, in tenuta completamente gialla oggi, con la rimessa vicino a sé per Dalmonte, che poi perdono palla. Allora. Siamo 2 contro 4, riesce ad arrivare fuori, però un rimpallo che favorisce. Palla rimane lì purtroppo. Intanto le altre partite, detto di due anticipi delle 12:30, oggi si giocano tutte le partite di domenica, non so per quale arcano motivo, però è così. Alcione Milano Renate 1-1, per Golettese Inter Under 23 0-2, insomma è un risultato che non ti aspetti vista l'Inter di domenica scorsa contro il Lecco. Vicenza Pro Patria 0-0 e Novara Pro Vercelli 0-0 sono le altre due partite che si giocano alle 15. Alle 17:30 tre partite: Lumezzano Ospitaletto, Triestino Arzignano, Virtus Verona Dolomiti Bellunesi, e poi in serata i posticipi Albino Leffe Cittadella e Brescia Gian Erminio. Noi andiamo in pausa.
Rientriamo con una bella occasione per il Lecco. Sì, si è mangiato un po' il tiro Führer sull'intercetto di Sipos al limite dell'area. Hanno sbagliato loro nella retrovia e Führer da quasi posizione centrale praticamente si è masticato un po' la conclusione. Barlocco facile. Intanto ancora Barlocco che esce sui piedi di Sipos. Non c'era fallo però, quindi l'azione era viva. Rivediamo. Sì, qua Sipos per Führer che si mastica un po' la conclusione. Molle è andato su questa palla Führer, Sì, non era un intercetto, ma era proprio la Sipos che si era proiettato per zona centrale, mentre qua c'è il fallo su Maffei. Poi dopo la palla è andata in disposizione quasi di Sipos, che è stato anticipato da Barlocco, la palla era in gioco, quindi anche qui buon intervento del numero 1 avversario. Mentre Maffei lamenta un colpo al volto, ma non è stato avvisato nulla dall'arbitro. Peccato, conclusione, sì, tu dici un po' masticata quella di Führer, Sì, che ci è andata un po' male, un po' molle su questo pallone. Sì, un po' troppo sotto il pallone. Sì, sotto il pallone, non è riuscito a calciare con forza, però devo dire che questa potrebbe essere una di quelle occasioni che poi rimpiangi, Lorenzo. Sì, la partita comunque è equilibrata, però il Lecco ha già avuto un paio di episodi in cui ha dato la sensazione di poter essere pericoloso. Quindi il Trento comunque è una buona squadra. No, assolutamente, infatti Ci sta riprovando adesso. sì, prova un po' più a costruire dentro, rispetto a noi che fuori viviamo un po' più di tanco, fiammate noi, no? Furlan sul pallone. Ripartenze o qualche giocata magari di singoli che può innescare il compagno e creare magari una potenziale occasione come quella che abbiamo visto poco fa. Sipos, anche lui ha cominciato bene il campionato segnando subito, poi si è un po' inceppato anche perché nelle ultime partite il Lecco è riuscito a fare a meno di lui, cosa a cui non era abituato l'anno scorso. Sì, fare a meno fattivamente, però là a davanti, livello realizzativo. sì, però là davanti è fondamentale perché per tutto il lavoro che fa anche un po' di collegamento fa giocare bene gli altri anche tante volte e poi comunque non dimentichiamo che la stazza fisica alle prime di campionato non è che lo facilita sicuramente, eppure essendo un giocatore abbastanza veloce. L'anno scorso ricordiamo che all'inizio non aveva poi brillato tantissimo, poi è uscito alla distanza. Adesso chi è questo? Bonaiti che imposta palla per Rizzo. Adesso stiamo cercando noi di prendere un po' più campo dopo l'inizio predominante del Trento. Siamo solo al quarto d'ora, niente di che, però usciamo bene. piano stiamo palla uscendo. brutta Non so se qua di ritorno a Rizzo di Giallo. Mallamo. Giallo. Sì, per il fallo a centrocampo, poi ha concesso il vantaggio. Non ho visto chi era. No, neanch'io. Maffei, ci dice Fausto dalla regia, quindi primo monito della partita Maffei. Sì, no, la palla se n'era già andata. Ecco qua. Sì, Ma netto, Zanellato su viene falciato e quindi non riesce a Sì, in ritardo Maffei non Sì. si è frenato e non riesce a dare una palla precisa di ritorno perché stava andando via tra l'altro Rizzo lì a destra. sì, e aveva campo perché Maffei era uscito in anticipo e aveva lasciato il buco dietro di sé. E intanto nonostante la rizzollatura, no, il campo sistemato quest'anno, inizia a essere un po' rovinatino sul lato tribuna. Beh, poi come l'anno scorso magari lo vediamo brutto, ma poi brutto non è. Magari brutto non è. Può essere. Pressione sempre del Trento, ancora fallaccio su fallo Zanellato, qui non però c'è però il Zanellato fallo. un po' troppo molle. Entrano in area dalla destra, la conclusione, Furlan la tiene lì, che era dal Monte forse, però Zanellato qui ha rischiato un po' troppo, alla fine ha subito sì e no il fallo, l'arbitro ha lasciato andare ed è occasione per il Trento. Qui un pochino la conclusione non perfetta e bravo anche Furlan soprattutto a non lasciare andare il pallone perché lì vicino c'era un giocatore del Trento. Qui stato il primo tiro in porta del trattenuta Trento. prolungata di Giannotti. Non c'è giallo però per lui. Esatto, ci sarebbe giallo in teoria quando prolunghi, però adesso l'arbitro fa segno di aver visto e di tenere. Ma dopo il mancato rosso di ieri in Verona Juve. L'arbitro chi è? Che non ho qui il nome. Allora, l'arbitro bravo perché non l'abbiamo ricordato, è il signor Alessandro Colelli di Ostia, con assistenti Davide Fenzi di Treviso, Paolo Fumagallo, penso sia corretto, di Novara, anche se Brambilla Fumagallo. sì, Fumagallo, e Giorgio Bozzetto di Bergamo, il quarto uomo, e al bella FVS apertura Veronica Rizzo. Martinelli. Addomestica un pallone complicato Rizzo qui sul vertice dell'area. Però si chiude la difesa del Trento. Comunque oggi molto bene Rizzo. Sì. Qui fallo. C'è fallo! Sì.
Rizzo è intraprendente, Ma è intraprendente, stai giocando bene, ci piace Rizzo fino adesso. Zanellato deve stare attento a volte invece a non piacersi troppo come prima, perché ha voluto tenere un po' troppo palla. Sì, non so se hai visto, loro probabilmente l'hanno studiata e mettono aggressione, non perché sia scarso, ma perché probabilmente sanno delle sue caratteristiche, quindi... Sono che è un po' più lento magari, Sì. non gli altri. Ma lui è così, nel senso che anche una sua qualità sono gli altri che devono essere più Critta, il pallonetto sull'esterno Lo per il schema. controcross, la palla dentro, Furrer, Zanellato, la rovescia in area, forse fuori gioco di Battistini, No. si prosegue nel dubbio. No, fuori gioco. No, fuori gioco. Allora, interessante questo schema, però un po' laborioso, non è proprio uscito benissimo, diciamo infatti. così. Diciamo che la Un po' pretenzioso più che a altro. volte la semplicità paga. Sì. Qua bisognava fare troppe cose Sì, difficili, ecco. Però vabbè, ci prova comunque. Beh, dà segno comunque, come diceva il capitano all'inizio, che comunque è una squadra che sa quello che fa, quindi ha degli schemi, magari anche complicati, però diciamo cerca di applicarli poi alla fine gli schemi. Assolutamente. No, Zanellato sì, sicuramente io fossi l'avversario ti piazzerei quello uomo, cioè nel senso Zanellato è l'unico uomo che mette su di lui. Sì, dopo non è che li perde tutti i palloni, No, però no. Metti più in tenendo la difficoltà. palla, se dovesse perderla come prima, potrebbe Ma diventare innanzitutto più- riconquistandola lì vai in Esatto, porta come prima, esatto, no? 90% delle volte. E poi interrompi comunque la prima costruzione Certo. La rallenti. dell'eco, o almeno la rallenti, quindi ci sta. Sì, magari ecco, in una situazione del genere era più comodo fosse Metalica piuttosto che Bonaiti, che è un po' più costruttore. Sì, io Però, mi aspettavo Metelica oggi, francamente, però Valente stupisce sempre un pochino in alcune scelte, fino adesso ci sta prendendo, perché anche Rizzo oggi, nonostante i nostri dubbi, non sta facendo male. No, ma come... Quasi in recupero palla qui Frigerio. Ecco, Frigerio è quello che si è visto un po' meno finora? Beh, ha sempre quel ruolo un po' complicato da esterno trequartista, lui che invece è un po' più centrocampista, un po' più di copertura. C'è quei ruoli che sono un po' complicati perché non ha lo spunto sicuramente del Führer di turno che magari ti parte in dribbling o in proiezione. Deve fare quel ruolo in cui più copre, ma poi quando secondo me è quello che si sta avvantaggiando più del lavoro di Frigerio è proprio Rizzo. Che infatti Rizzo l'abbiamo visto molto in avanti in proiezione perché ha Frigerio dietro che lo Frigerio che in copre. qualche modo copre quel versante destro. Però Quindi magari non lo vedi, ma quel... il cross... Bene, qui Ferrini, la palla rimane lì, poi c'è una fallaccio. spinta ai danni... No, era prima Tanco, adesso Ferrini che subisce il Forse fallo. Ferrini che è stato proprio spazzato via. No, forse era Tanco proprio. Sì, beh, comunque i due centrali di difesa hanno lavorato bene in questa situazione. C'è stato l'arbitro che sta ascoltando qualcosa con l'auricolare, non so cosa di preciso, perché non mi è sembrato ci fosse nulla. Però. Si riparte dalle retrovie. 20esimo 0-0 tra Lecco e Trento, ma una partita viva, vivace. E 3 occasioni per adesso, 2 per il Lecco, 1 per il Trento. Anche se i tiri in porta sono poi 1 per 1. Sì, ci Come siamo un pure po' il record di spartiti. Damiano anche. Brata. Infatti adesso per il momento è giusto 0-0, credo. C'è Barlocco che viene pressato da Sipos, appoggia Vedremo anche, Miranda che come va dicevamo profondo. prima, quella che sarà la gestione delle energie nel corso dei due tempi, dei 90 minuti, perché Beh, ci sarà il cooling col break, caldo. immagino. Sì. La pausa, il rinfresco di metà. Oggi ci potrebbe stare, l'abbiamo visto anche nelle scorse settimane in cui magari non faceva più Tacco di caldo. Zanellato, poi ancora Tacco di Rizzo che Zanellato, però che qui meno male. non subisce fallo, quindi Trento recupera la palla sulla tre quarti, il cross sul secondo palo. Bravo, Buona guardia di Battistini. Battistini che mette palla in Scende- angolo sulla pressione di Chinetti. secondo corner per il Trento, ne già battuti lui, giusto? Boh, non mi ricordo. Non mi ricordo. Non sono mai stato capace di contarli. Come il primo, il primo, forse. il primo. Forse il primo, sì. non mi ricordo. Sotto una Nord bella gremita. Sì, comunque Beh, sì. diciamo che la via di campionato aiuta, perché la prima vittoria esterna dopo 2 anni, Però diciamo buon che inizio. Già dall'anno scorso abbiamo visto un pubblico a Rega Monteceppi. Sì, diciamo che dalla B in avanti non abbiamo No, mollato a sì, livello di esatto. presenza. Più o meno sempre il livello quasi della B. No, della B no, però Chinetti palla dentro, troppo dentro, tutto male il profondissima. corner per fortuna dal Trento. No, diciamo però a livello di attenzione, di presenza, di seguito, Però la certo, giocano bene. i numeri non ci sono più, però rimaniamo... Oh! Che orrore la Sipos. pallaccia di Sipos. Ha fatto una cosa un po' così.
cerca Con di Naif. spazzarla, ma praticamente la rimette in area. Per fortuna che però ha preso il suo Ripulisce il compagno. pallone per il Trento, diciamo così. Il Trento che aveva fatto una bella azione sulla destra, dal Monte il passaggio però si era un po' perso lì in area. Per fortuna che ha centrato un compagno e non un giocatore del Trento. Luca Tabbiani abbiamo ormai affrontato diverse volte, prima con la Triestina negli anni scorsi e poi Ma anche prima con... quando era Sì. in Liguria da qualche parte. non Bravo, ricordo sì. più. Sestri Levante, no, Non ricordo. Sestri Levante, Fausto, sì. Sì, ho una di quelle varie squadre. Non mi ricordo, mi ricordo che l'avevamo Sì, la visto. squadra Ligure però, bravo. E Beh, lo lui ricorderete in Blu Celeste lui nel che esce 2011-12. Lui esce da Genova sia come prima fosse l'inizio come calciatore, poi anche come allenatore, quindi Qui a Lecco nel 2011-12. forse l'abbiamo affrontato la prima volta l'anno l'anno della promozione dalla D, se ricordo bene. Sì. Che l'avevamo Insomma, devo incrociato. recuperarlo perché non mi ricordo, a me viene in mente Sestri Levante, ma magari non è quello. Allora, squadre d'allenatore, no, Savona, sai? Lavagnese. Savona Lavagnese. o Lavagnese. Sì, ma l'avevamo giocato la prima volta quando era con la Lavagnese. Però scusa, non so se Fausto si ricorda 18 e 19, noi non eravamo già. se in si che anno siamo ricorda venuti, sì? il tappeto di Lavagna. Se lo ricorda il Ah, no, tappeto di magari- Lavagna. Aveva fatto un cross, non mi ricordo chi era stato, che praticamente aveva una virgola del prato che si era rialzata, il cross era praticamente stato deviato da una cosa indecorosa. No, l'anno scorso l'abbiamo trovato sempre con il Trento, l'anno scorso allora. Sì, Sì, sì. sì, a Lavagna era una specie di moquette posata su Sì, cioè, una roba indecorosa. penso non ricordo. un substrato di calcestruzzo. Cooling Break, eccolo qua, l'abbiamo chiamato, anche la quaterna arbitrale. Beh, comunque sensata. quella, non so, comunque è una trasferta che mi ricordo con grande piacere, perché quell'anno lì è stato uno degli 2 anni migliori degli ultimi, penso, Almeno eravamo al mare. anzi no. anche 30-40 anni. Anche perché a Ligorna invece eravamo al mare, ma eravamo nell'entroterra. Sì, eravamo in mezzo ai cinghiali. Io mi ricordo i cinghiali di Livorno. Andiamo in pubblicità mentre c'è il Cooling Break, torniamo subito. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping a centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. E come ci scrivono da casa Massimo e Lolli, sì, anche a Fiorenzuola. È vero, ci sfuggiva Fiorenzuola. Squadra con cui abbiamo affrontato Tabbiani, mi ricollego al discorso di prima. Rimessa laterale per il Lecco, ma in una zona abbastanza pericolosa perché ci sarà subito la pressione del Trento. Riusciamo in qualche maniera Sta a prendendo allontanare, confidenza però. piano piano, eh? Si combatte sulla nostra, 3/4, alla fine esce vincitore del Trento che prova l'1-2 al limite dell'area, palla deviata. C'è fallo, giallo. Giallo per Ebone. No? O sì? Sì. Ebone? Ebone, sì, no. Fallo Fallaccio su Tanco. Tanco. Sì. È già secondo munito nelle file del Trento. Sì, è Ebone che adesso spiega il fattaccio. C'è una panchina. Vediamo. Vediamo. Un Visto che gli ha pestone pestato il piede, sì. sul piede. Forse nel tentativo di allargare la gamba gli ha pestato il piede. Tanto che si rialza. Frigerio ha fatto un cenno alla panchina, non ho capito. Girare, che significa? C'è qualche cambio tattico magari? No? Ma non sembra, perché comunque Così sta ha fatto non lo risalendo. so, ho visto. Beh, rifatto anche da un compagno, adesso non ho visto chi fosse. Se Furre, Robonite o Mallamo forse. Non so, se c'è magari qualche indicazione che è giunta dalla panchina su... No, allora è l'indicazione per mandare l'arbitro a verificare l'azione. Perché vogliono l'espulsione. rivederla? Vogliono far rivedere all'arbitro la cosa. Ipotetica espulsione. Allora c'è un check. Perché al com'è che funziona F2S? poi si è spiegato quante sono 2 chiamate a partita o a tempo? 2 a tempo credo siano. Se li sbagli
le perdi. Se invece le continui Cioè ce le hai sempre, sì. Un po' come era nel tennis quando c'era l'occhio di falco. Sì, allora poi check in corso. Vediamo. Non Mi era sembrato penso che gli avesse pestato il piede, però non penso che faccia niente. No, infatti. Oddio, no. Niente di che. Non si capisce sinceramente, perché il replay parte subito veloce lì all'inizio. Poi, sinceramente, per la dinamica non mi sembrava farlo poi così da rosso. Rimane il giallo, dunque a Ebone, che è il centravanti, quindi pesa sì, pesa no il giallo. Tanto proviamo noi adesso a salire sulla sinistra con Zanellato che cambia completamente il gioco, non riesce a far passare la palla. Quindi recuperata dal Trento che la spazza il più lontano possibile, proprio dove c'è Ebone che però viene saltato dal rimbalzo del pallone. Tanco In panchina adesso iniziano ad essere davvero tante le opportunità. Rischio, perdiamo palla? C'è fallo? Sì, però c'è fallo. È proprio Ebone che va a commettere. Sì, però rischiosissimo il servizio di Furlan a Tanco che era pressato da Ebone, la palla era pure lunga. Bravo Tanco con la C'è punta Fausto del che piede. vuole intervenire, Fausto? No, anche un'altra prospettiva non ci fa più vedere niente. Vabbè, ma anche il commentatore, il nostro amico, il Corvo, il solito Corvo, ha detto che le immagini non aiutano ed effettivamente, cioè, Si capisce. qua probabilmente i calciatori pensano che ci siano le stesse riprese che ci sono in Serie A. Beh, ma o anche, Serie B. Ma anche ieri io ho visto Verona-Juve, le immagini che guardano al VAR non sono quelle più chiare, poi mostrano altri replay da altre angolazioni. Io dico, ma perché non usano anche quelle? Adesso non è per essere di parte, ma l'oscenità che è successa su un Nkunku 2 settimane fa, ragazzi. Cioè, infatti ha detto un qualche commentatore, ha detto bene, gli arbitri che non sono più in attività, diciamo per motivi fisici, ma che comunque erano ottimi arbitri, potrebbero mettere loro al VAR, invece di mettere gente che si sta dimostrando che sì, il VAR, ma c'è sempre alla fine la componente umana, puoi rivederlo anche 3 volte, ma se vedi, è ovvio, se vedi che Nkunku fa fallo sul portiere, cioè ragazzi, è il motivo per cui io non ho mai creduto nel VAR, cioè io lo abolirei. No, beh, può aiutare, oppure tipo la goal line technology, come quella caspita sì, si quella chiama, sì, quella o quella sì. sui fuorigiochi, anche se poi arrivi a fare di quei fuorigiochi di 2 mm che vabbè, sì, giusto toglierli, però attenzione, perché ora stiamo un po' soffrendo però, Sì. Cioè Trento ha preso un po' troppo... sono aggressivi comunque. Sì, molto aggressivi e induce spesso e volentieri i giocatori del Lecco all'errore, come in questo caso. Sì, diciamo che non abbiamo il piano B, nel senso vogliamo palleggiare, ma potremmo anche lanciare lungo ogni tanto. Zanellato cambio gioco, ma sta un po' sparacchiando. Beh, però mette sì. in difficoltà. Guadagniamo una quindi rimessa? No, nemmeno. neanche che rimbalzo. Che è tornato nella nostra metà campo, quindi. E Ferrini che si fa mettere in difficoltà, ma continuiamo a perdere brutte. No, ma soprattutto siamo in però... eccesso di confidenza, Sì, perché vogliamo giocare il pallone, ma loro ci attaccano e perdiamo il pallone. Mandiamolo via, sta sfera. Non bisogna per forza fare i giochettini tutte le volte. Battistini verso Sipos che addomestica. Stai dando fiducia al Trento che... Rizzo, buono il tocco di prima per Frigerio, poi ancora Rizzo. Dialogo nei due, Trento che però è molto bravo a chiudere le maglie. Allora, possiamo dire anche che questa, secondo me, in queste prime 5 giornate è per adesso lo scoglio più impegnativo Sì, è difficile, quindi si alza il livello. Complicato, sì. E qui abbiamo già delle risposte sul valore del Lecco. Sì, sì, perché sembrano il doppio loro al momento. Vedremo se è solo una fase di partita, siamo alla mezz'ora, oppure se... Beh, sono ritmi certo che saranno difficili da tenere. Battistini lascia a Bonaiti il girata di Zanellato per Sipos che è costretto ad allargarsi col fallo. Sì, qui Zanellato già gli ultimi 3 tocchi di Zanellato un po' troppo ambiziosi, cioè forse chiede un po' troppo anche ai compagni. Ma anche quello che dicevamo prima, avendo sempre l'uomo addosso, deve giocare la prima cosa che gli viene in mente probabilmente e non è sempre lucido. Cioè non è sempre lucido nel senso deve essere molto svelto e magari come dici tu i compagni tante volte non è che hanno l'immaginazione tutti allo stesso livello. C'è un po' il problema di quando vai così veloci con il pensiero. È un po' come vedevo ieri a volte Modric, cioè non è che Stupignan non lo segue esattamente. Però Stupignan non è così male. No, però per dire,
No, però dico, Modric tante volte fa di quelle cose e i compagni intorno giocatori di categoria, non ci arrivano. di categoria superiore alla Serie A. Non so Esatto. quali sia, ma anche a 40 anni dimostra di poter fare la differenza e giocando anche 80 minuti come ieri, no? Se non sbaglio. No, è un po' come Zanellato, è sicuramente giocatore superiore rispetto alla media di Attenzione categoria. al Trento che ora prova una manovra avvolgente con il Lecco quasi tutto, anzi tutto dietro la linea del pallone. Miranda fa girare per Chinetti che si accentra, riesce a saltare l'uomo, il secondo no. Dai che ripartiamo, qui può esserci una buona ripartenza. Frigerio un po'... Però guarda quanti sono loro, subito. Sono già tornati. Corrono. Sì. Sembrano, ripeto, sembrano il Stanno doppio. adottando il 5-5-5 di Rino Banfield, Sì. perché sono sempre in 5. Ma veramente. Però Qui Critta che si addormenta. E loro evitano anche addirittura la rimessa laterale. Qui davvero dormita colossale di Critta. Si addormenta, Ma pensava non di... solo lui, siamo un po'... Voleva lasciare uscire il pallone, Fermi. ma quello del Trento non era d'accordo e gliel'ha portato via. Sangalli ragiona con Fiamozzi sull'esterno destro dal Monte. Si torna indietro? Sì. Miranda adesso cercano di far uscire un po' Lecco che però pressa bene con Frigerio, senza fallo, no, non riesce, deve strattonare, quindi viene fischiato il fallo, però Frigerio in questa occasione ha messo in crisi Allora, Miranda. è un Trento che sta dando l'impressione di essere in questo momento superiore, quantomeno dal punto di vista fisico della sì, reattività. Poi però non sono arrivate occasioni da gol, quindi da quel punto di vista c'è ancora un equilibrio. Quasi rischiano di sbagliare, poi sbagliano, ma adesso è un po' meno Dai, pericoloso. veloci però qui. Costruiamo dalla tre quarti il pallone dentro, si post troppo su Barlocco. Naccio di Zanellato ancora una volta fuori misura. Sì, Il questo- tuo modo di vedere è una questione proprio fisica, Lorenzo, oppure in questo momento magari non so, di natura tattica? No, beh, in questo momento secondo me è proprio la pressione che mettono loro che ti costringe a fare le giocate con un po' più di fretta, meno ragionate. Potrebbe, però a questo punto bisogna capire come sta il Lecco, tutta la stessa tattica con loro, cioè quando una squadra ti pressa... No, Battistini perde un brutto pallone, mette fuori per fortuna Si divora il gol il Chinetti. Trento per fortuna. Battistini non deve fare queste cose al limite dell'area, si è addormentato sul pallone, Chinetti glielo porta via e per fortuna che butta fuori un pallone, il possibile pallone dell'1-0. No, non puoi fare queste cose. E poi aveva anche il compagno libero, serviva il compagno, era libero davanti a Furlan. No, si sono addormentati. Cioè, Questa è grandissima occasione. non è tanto, perché- non stanno correndo poco, sono proprio di testa fuori partita. Si è visto Critta prima, Zanellato, Battistini, ma anche in precedenza chi è, non mi ricordo chi aveva perso un altro pallone, ancora Zanellato forse. Ma chissà come mai però, perché intanto andiamo un attimo in pausa e poi torniamo subito. Adesso- Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. 0-0 a questo punto. Siamo rientrati con il giallo per Ferrini. Stava meritato giallo Sì. per Ferrini, non perché lui abbia fatto di volontà, ma perché l'intervento era da giallo. Errore ancora di Zanellato che si è ancora addormentato sulla tre quarti, palla persa e Ferrini si è immolato, fallo giustamente da giallo. Zanellato aveva cominciato bene, poi è andato in grossa difficoltà adesso. Ma perché, ripeto, sembrano essere andati fuori giri e fuori partita. Perché Führer, tra l'altro, completamente fuori Ma da anche partita. Frigieri, Führer continuano è proprio lì, io dico, continuano a mancarci due giocatori dietro la punta, no? Che dovrebbero raccordare E cercare cambiare di passi. Passano anche i ritmi in questo in questo avvio di momento. campionato, è proprio là dove abbiamo fatto meno bene finora e lì è dove puoi migliorare probabilmente, no? Cioè, quello che abbiamo sempre detto, se Sipos è bloccato, non c'è,
chi altro fa qualcosa? Non gli arrivano nemmeno troppe palle giocabili. Punizione centrale, siamo 25 minuti. Parte la battuta di Giannotti è altissima, per fortuna. Sì, per fortuna che loro poi in fin dei conti non hanno... Ghiotta è stata questa del tiro. Sì. Perché abbiamo perso palla noi, però, quindi gliel'hai anche creata, quindi... Tra l'altro... Dobbiamo riuscire ad arrivare al primo tempo comunque sullo 0-0 per poi cercare di risistemarci un po'. Si era fatto anche ingolosire perché se la appoggiava lateralmente sul discatore di rigore c'era il compagno libero. Lì ci ha proprio graziato. E anche adesso stiamo rischiando il dribbling addirittura nell'area piccola, perdiamo palla dietro, sull'esterno la conclusione, si immolano i difensori blucelesti, ma veramente, ragazzi, un secchio d'acqua gelida in faccia dobbiamo tirargli, si è addormentato nell'area piccola. Vediamo chi è stato, perché non... Bonaiti forse, o Battistini, ma non si può nell'area piccola fermarsi e farsi portare via palla così. No, ma da rimessa dal fondo che l'hanno giocata. Sì, gliel'ha appoggiata corta per ripartire dal basso, ma ripartite... È inspiegabile davvero questo. Ragazzi, non siete in Manchester City, ragazzi, siete in Serie C in Italia, cacchio. Loro pressano bene, noi dormiamo, scrive Giancarlo. Sì, ma li facilitiamo noi a pressare bene. Sì, questa roba qua devono fare in questo momento. Non dico di farla sempre, però... guarda, una spizzata e subito abbiamo preso palla in avanti, però. E sei su. Però non siamo subito via, non riusciamo più a tenere il pallone. Trento in questo momento è in totale controllo della partita, poi fortunatamente non è riuscito a rendersi veloce se non con che ha poca qualità, per fortuna che ha poca qualità il Trento. Sì, adesso ha pescato bene Chinetti, male non sono. Tenuto da Rizzo che però se lo fa scappare, Chinetti entra in area, alla linea di fondo, la palla che passa lungo tutta l'area piccola e nessuno che interviene. Fortunatissimo il Lecco in questa occasione, bastava anche solo un tocco di un giocatore del Lecco. Ragazzi, qua adesso il Trento sta meritando, cioè non sta meritando di essere 1-0, però perché non ha effettivamente avuto palle clamorose, però sta meritando più il Trento ai punti che non il Lecco. Assolutamente sì. Cioè non ha creato niente fondamentalmente, però se c'è una squadra che merita qualcosina in più, sicuramente è il Trento. E lì a sinistra sta facendo bene Chinotti, perché... Ma anche qui però Rizzo era sull'uomo e non ho visto chi non l'ha aiutato, gli è rimasto alle spalle e una volta che quello ha saltato Rizzo è andato in area piccola, ma stagli dietro, dagli supporto. Fallo di Zanellato che andava in recupero palla, ma è arrivato il fischio del direttore di gara. Non cambiano gli altri risultati, tutti solo 0-0, no Fausto? Quindi non ci sono gol in questo pomeriggio. Le partite delle 3 sono 3: Vicenza Pro Patria, Lecco Trento e Novara Pro Vercelli. E in questo momento comunque Lecco e Vicenza sono in testa con 11 punti e potrebbero essere scavalcati soltanto dal Brescia qualora vincesse stasera con la Gianni Erminio. Attenzione, palla profonda, stavolta Battistini di testa allontana, Rizzo perde il duello, Trento che conquista una punizione sulla tre quarti, Tanco si è fatto ingannare dall'avversario e lo ha travolto. L'avversario non aspettava altro che essere tamponato e Tanco ha affondato il... Allora, 40esimo ci sarà questo calcio di punizione per il Trento che ora muove in avanti le torri per cercare probabilmente di buttare in aria un pallone. Sangalli su punto di battuta e quindi Tanco non doveva solo stargli a meno da difensore, bastava stargli a aspettare, era di spalle. È vero che poi quando sei con quelle caratteristiche ti va di essere aggressivo, comunque hai ragione tua. Sangalli sul punto di battuta, va la palla scodellata verso il centro, mette fuori Ferrini, poi ributtano palla verso Furlan che però dal monte facilmente. La profonda, non c'è nessun giocatore bluceleste, poi Frigerio cerca la furbata ma viene visto. E arriva il fischio allora di Colelli che comanda un calcio di punizione in favore del Trento. Trento che negli ultimi minuti continua ad avere sempre la palla tra i piedi, non riusciamo a tenerla, quando l'abbiamo la perdiamo. Hanno iniziato bene il primo quarto d'ora, poi la partita ha totalmente svoltato a loro favore. Sì, come si diceva prima, le fasi della partita non sono mai sempre uguali. Se in questo momento sei in difficoltà, secondo me è proprio inutile giocare più semplice possibile. Sì,
Almeno io la penso così, poi penso così anche in Serie A, perché anche in Serie A ogni tanto le fanno delle fasi di questo genere qui. Sì, ci sono i momenti della partita, sì, bisogna saper senso, leggere. non è che devi giocare sempre così, però No, assolutamente, in qualche momento sono d'accordo con te. Rizzo Qui sì. non Si rischia. fida, non rischia. No, ha vabbè. fatto bene, però ha fatto bene a non rischiare. Ci sarà comunque una rimessa in zona d'attacco per i trentini. Sì, però era solo, senza nessuno alle spalle, non ha rischiato di fare Sì, beh, ci hanno fatto la cosa più semplice. più Rimessa laterale, però meno vediamo rischiosa. di non regalargli nulla adesso, che siamo nel Tanto sono 43esimo arrivate- minuto. Rimessa dentro l'area di rigore, palla messa fuori da Critta, viene tenuta lì. Sembra un po' di il giocatore paura tenta oggi poi su queste giocate rilanciata. difensive. Trento che rimane sulla tre quarti, doppio colpo di testa. Vediamo se riescono a metterla giù o interviene Zanellato con le leve lunghe, Bravo, difende il quindi pallone, Zanellato. poi sbaglia il tocco Bonetti, ma alla fine riusciamo a rimandare il pallone in sì che era avanti. Rizzo che ha Rizzo sbagliato. forse, sì. E sono arrivate anche le prime foto di Matteo Bonacina alla fine del primo tempo dallo stadio della partita. Alla fine del primo tempo le manderai in onda Fausto, ve le mostriamo. Adesso cerchiamo noi di prestarli un po' in avanti. Beh, si possa riconquista il pallone dentro l'area e da solo la palla dietro, sbaglia però ci arriva di rincorsa Furrer si sblocca il numero 10 blu celeste che va in gol nel momento, nel finale di Vabbè, tempo. il cinismo, cioè lezioni di cinismo, Sì, dal nulla. il Lecco, lezioni di cinismo, il Lecco del primo tempo. È un Lecco allegriano, io lo definirei così. Allegri, non quello di No, ieri ma sera, qua quello che bravissimo facciamo Sipos in quel a lavoro. recuperare il pallone. Poi pensavo che avesse anche sbagliato metterla il dietro, passaggio a no? Frigerio e invece c'era Arriva bene Furrer. Furrer centralmente che insacca col perno piattone. destro, quasi piattone all'angolino. Sì, quello che aveva sbagliato prima, più o meno. Non nella stessa zona, Sì. però. E adesso è andato bene, diciamo, Sì. convinto, anche perché il pallone Sì, adesso arrivava di di rincorsa, quindi aveva anche la cinetica per andare a imprimere forza. Bravissimo Sipos a sradicare letteralmente il pallone dai piedi di Miranda. Sì, Miranda che però era già andato in difficoltà in precedenza sulla pressione di Rizzo, se vi ricordate. E bene ha fatto Sipos a correre, quello che dicevo prima, Sipos è utilissimo per tutto quello che fa lì davanti, pressione, regia. È per questo che non sarebbe stato malvagio avere un ricambio per Sipos, perché non è che può tirare avanti tutte le 34, quante sono? 34 partite a questi livelli. Sì, no, ma Attenzione, Tutto adesso il bellissimo centrocampo perché- si combatte, guadagna il fallo Zanellato, molto tutto bellissimo perché mestiere. mezz'ora di solo Trento praticamente in cui sembravamo Si in è grande sbagliato, difficoltà. diciamo che ha sbagliato Miranda, ma anche Maffei a servirgli un bruttissimo pallone. E poi qua Sì, poi qua i giochi sono quasi fatti per Furrer, no? sì, Perché- Furrer è stato perso da tutti praticamente. Attenzione ancora Sipos che No, il, prova la il torre. calcio è meraviglioso perché puoi subire Avevo comunque appena- essere in difficoltà per mezz'ora, poi arriva Ma dal sai, nulla il quello che gol si del diceva prima, a volte basta fare la cosa più semplice, che in questo caso era andare a fare un po' di pressione, poi ha perso palle, siamo riusciti a fare gol. Però quando sei in difficoltà devi fare le cose facili. Ma anche lo stesso Sipos ha fatto la cosa più facile, palla dietro. Attenzione che recuperiamo un altro bel pallone Sì, Frigerio, qualcuno centralmente, arriva. ancora Furrer. Deviata fuori. Attraversa con la deviazione, poi Sipos! No, paratissima ancora di Barlocco, Però poi il gioco è fermo, c'è non era riuscito a dare forza di testa a Sipos. Ma gli ha non abbiamo deviata capito Furrer? Penso che a Furrer l'abbiamo deviata la palla all'inizio, che è andata sulla traversa. Vediamo. Sì, qua gli hanno deviata. Sì, no, deviata. E poi Traversa. dopo cosa succede? Era in fuorigioco Sipos? Frigerio, Frigerio che prova. La traversa non... Cioè, abbiamo sofferto e per sbattuto 45 minuti e negli ultimi due abbiamo rischiato di andare su 2-0. Incredibile. Abbiamo sofferto e potevamo Tante essere volte 2-0. dici- Sì. Tante volte dicevamo anche in passato, sai, i segnali, no? Diciamo che l'anno scorso e 2 anni fa non sarebbe successo. Esatto. Si porta in vantaggio la Provercelli nel derby col Novara, a Novara. Non so se vi ricordate Lecco, non Lecco Venezia, quella era stata quella che era Lecco Ternana. Ecco. Ah sì, che... Era stata la stessa identica partita, al contrario, perdevamo 2-1 senza cioè eravamo stati rimontati dopo aver dominato la partita, quindi E dopo ha perso 3-2, giusto? sì. Non ricordo male, sì. Ho fatto il gol.
Sì, avevamo... diciamo che nel calcio queste situazioni qua ce n'è a voglia. Capitano molto spesso. Che però ci servono sia per... Allora, negli ultimi 5 minuti siamo in vantaggio, altra occasione, ma abbiamo... Soprattutto ci serve per riaccendere i 3 là davanti, perché sono stati tutti e 3 protagonisti. Quindi... Sì, però alla fine... Prima era andato a difficoltà il Trento su alcune pressioni del Lecco, quindi... Se guardiamo i numeri, tiri in porta li abbiamo fatti noi. Sì. No, loro hanno avuto quella mezz'ora in cui ci hanno messo in difficoltà. Sì, ma il calcio non è possesso palla. No, ma eravamo in difficoltà noi, non erano loro a metterci in difficoltà, eravamo noi che perdevamo palla, li abbiamo fatti calciare. No, è una partita equilibrata. E poi adesso però ritrovi fiducia col gol. Quindi... Attenzione però al Trento in avanti, vertice dell'area, palla laterale sulla destra, il cross direttamente. Deviato, calcio d'angolo. Siamo a 30 secondi dalla fine, 0 per loro. Hanno ancora tutto il tempo, dunque 3 minuti di recupero, siamo nel 48esimo a 20 secondi dalla fine. E Führer che si sblocca dopo aver servito 2 assist in stagione, è arrivato anche il primo gol. Alla fine dal nulla. Sta avendo ragione Valente su di lui. Attenzione, la battuta al centro, c'è fallo su Battistini, frana addosso. Che è il 19, sbagliare Mucca. Giannotti, no? Che Mucca. è? Scusa? Mucca. Quindi fischia a fine, primo tempo finito. Dopo 3 minuti di recupero arriva la fine del primo tempo che comunque ha raccontato diverse cose. Le occasioni ai numeri sì. Certo, il Trento ci sono stati quei 20 minuti lì in cui ci aveva messo pressione e gli abbiamo dato molto. Però come dici tu, molto agio noi. Sentiamo che cosa dice Albino, ma è un Lecco veramente cinico. La parola secondo me che veramente in questo momento cinismo fotografa il primo tempo del Lecco, perché è vero che ha avuto anche altre occasioni, però nel momento peggiore è andato in gol. E soprattutto a fine primo tempo, quando dopo tutto un primo tempo giocato così gli tiri la stecca dell'1-0, sai, anche loro fa male, no? Lorenzo fa male prendere al 43esimo il gol dello svantaggio. Fa malissimo. Poi ti ripeto, non è che il Trento stesse dominando, dava l'impressione di essere un po' più pericoloso per il motivo di cui avevamo parlato prima. Anche perché sembravamo veramente in difficoltà noi, e invece sono andati in difficoltà loro, perché poi alla fine se andiamo a vedere il gol lo prendono nella stessa maniera, perdono palla sulla pressione di Sipos. Ma non è neanche la prima volta, perché Miranda era già andato in difficoltà. E la seconda volta anche rischiavano di prendere il raddoppio. Rizzo, se ricordo male, gli aveva già portato via un pallone. 3 tiri fuori, 2 in porta per il Lecco, 3-1 invece per il Trento, almeno questo. Sì, no, loro non hanno concluso anche. Vediamo se c'è Albino. Albino, mi senti? Sì, ciao Stefano. Ciao Albino, allora chiudiamo molto bene il primo tempo in vantaggio, una partita che ha avuto diverse facce, no? Nel corso dello stesso primo tempo, perché Lecco ha iniziato bene, poi è andato un po' in difficoltà, non tanto per il Trento, ma abbiamo perso molti palloni noi. Adesso volevo chiederti anche a tuo modo di vedere per quale motivo, siamo andati un po' in difficoltà, forse anche di testa, non lo so. Poi quasi dal nulla al 43esimo, quando sembrava avviato sullo 0-0, arriva il gol bello perché Sipos recupera un bel pallone di Führer. Sì, no, ma allora, innanzitutto va detto che queste qui sono 2 squadre che si equivalgono dal punto di vista tecnico ma anche tattico. Diciamo che noi abbiamo fatto bene i primi 10-15 minuti perché l'abbiamo giocato abbastanza bene, poi loro sono usciti da una fase così in cui pensavano soltanto a far falli, mi sono stati contro i falli, una marea di falli. Sì, infatti sono arrivati anche 2 cartellini gialli, un potenziale rosso che poi non è stato. Tra l'altro uno poteva essere un rosso, ma va bene, quello Titanco. Detto questo, cioè, sono 2 squadre che bisogna sempre tener conto dell'avversario. Questo è un avversario che sa di essere una squadra ferrata, quadrata, precisa, e lo mette anche in pratica. Dico ferrata perché se c'è da mostrare giustamente i ferri li mostra, no? Sì. E noi siamo stati bravi a non abboccare a questa sorta di mini rissa o pseudo rissa e a giocarla come siamo riusciti. Diciamo che francamente loro hanno fatto la seconda parte del secondo tempo in cui meritavano sicuramente non di andare in vantaggio, ma hanno giocato meglio di noi. Sì. Con grande aggressività, no? Mettendoci in difficoltà da quel punto di vista. Sì, ma poi però queste partite vivono anche di un episodio e il primo tempo vive proprio di questo episodio. Un episodio in cui il nostro Sipos Leon riesce a recuperare un bel pallone, a darlo, e poi anche qua sugli spazi lui la dà verso l'uomo libero indietro, tira, ma tira. Se il giocatore non vede da sopra come noi vediamo il campo, la vede in campo,
vede il compagno libero e gli cerca di servirla. Difatti non è andata lui, è andata Furrer che ha fatto gol. Anche perché ce n'erano due, no? Frigerio non ci arriva di poco sul pallone, poi arriva Furrer da dietro, ma la giocata di certo. Sipo sicuramente è stata ottima da quel punto di vista, quindi no, ma lui Stefano, scusami, lui voleva servire Frigerio. Sì. E lì è stato un po', secondo me, poco attento, cioè poco rapido per Frigerio, sì. E la palla poi è terminata in qualche modo a Furrer. Frigerio Però, che deve trovare ancora un pochino la condizione ideale. Ma tra essere colpiti da gol come questo e farli è meglio farli. Assolutamente. La vita. Volevo chiederti un'altra cosa, adesso mi sta sfuggendo, Albino. Non so se ci sono domande anche da parte vostra per Albino, ragazzi. Qua Lorenzo e Stefano. Nel secondo tempo pensi che ci sarà spazio anche vista la panchina, che iniziamo ad avere una panchina, no? Comunque importante. Sì, io penso che Voltan possa, anzi io lo reputo in questo momento qui per le trame di gioco, visto che loro cercheranno tutti i costi di pareggiarla, Voltan che è uno che la palla come il nostro Gianellato la fa correre perché il pallone non suda, ed è anche bravo e rapido in certi movimenti, potrebbe essere l'uomo che va inserito dietro Sipo, che come sappiamo da sempre, a parte fare qualche gol quando riesce e degli assist quando riesce, non è assistito da nessun altro, è lì da solo a fare la boa di riferimento. Scusa, perché il boa è un serpente, no? La boa di riferimento. Mi sono ricordato la domanda, Albino, no, volevo chiederti, perché qua prima dicevamo con Lorenzo e Stefano che questa stagione, no, ci sta già dimostrando una cosa, che un primo tempo come questo l'anno scorso e 2 anni fa non l'avremmo sbloccato in questo modo. C'è una differenza che accompagna quelle annate tra virgolette fortunate, no? Belle, particolari, speciali. Sì, ma guarda che se vai a vedere, sono d'accordo con quello che dici, che io l'ho pensato e non l'ho detto qui. Poi senza voli pindarici, però... No, ma senza illusioni, il nostro obiettivo era chiaro fin dall'inizio, no? Era quello di migliorare quella potentissimo, e uso un eufemismo, campionato dell'anno scorso. Ora, siamo partiti bene, stiamo giocando. La cosa poi interessante, ragazzi, è che non prendiamo gol, toccandoci gli attributi. Noi non prendiamo gol, e questo poi è più fondamentale ancora che segnarli i gol. Perché se non prendi gol, prima o poi il gol lo fai, ma se tu devi fare gol e poi è una difesa di burro e ciao. No, hai ragione. L'altro sintomo, perdonami Stefano, vai. Tu dicevi del campionato quando l'anno scorso avremmo perso una parte sicuro, allora saremmo andati in svantaggio, in disposizione di svantaggio, ma oltretutto un fallo come quello subito da Tanco l'anno scorso ci sarebbe costato il difensore fuori dal campo, e questo è stato un fallo pesante. Io l'ho visto da qua, mi è sembrato addirittura un pestone, ma sì, ha un bel pestone, sì, ma dato in maniera così ti può far partire la caviglia. No, assolutamente. Allora, quando poi vedi che questo difensore, che per noi è essenziale perché questo gioca col coltello tra i denti, riesce a dire no, non deve essere cambiato il rientro, ti fa capire che potrebbe essere un anno che potrebbe darci delle soddisfazioni. Assolutamente. Grazie Albino, dai, ci risentiamo allora tra 45 minuti, a dopo. Grazie a voi. Ciao. Allora, chiudiamo per un attimo la trasmissione, torniamo tra 5 minuti, 7 minuti, vi raccontiamo la ripresa, leggiamo anche tutti i messaggi che sono rimasti indietro. Guarda che colore, la lucentezza, non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche, oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Ho fatto un paio di chiusure dietro. Allora entriamo perché c'è un cambio nelle file dell'Lecco. Ferrini, è uscito Ferrini e dentro Romani, un po' come domenica scorsa. Non sappiamo se perché Ferrini gioca con il giallo sulle spalle o ha avuto anche magari qualche problema fisico, non lo sappiamo. C'è stato un cambio anche Sì, è stato il 27 che non ho visto chi è, poi Maffei che è già munito. Per Maffei. Com'è? 3H. 3H? Sì, cioè HHH. E quindi un cambio subito per parte, Fausto? No, i 3H mi fa venire in mente dei produttori di vino della Valtellina. Sono vicini a Madonna Tirano, a Madonna di Tirano. Attenzione, bella la chance centralmente per Zanellato che porta palla qui, però deve affrontare la giocata, si prende quantomeno il calcio di punizione. Sì, però aveva tutte le opzioni chiuse. Gli è mancato un po' di quella velocità ma aveva tutto chiuso. No, era Frigerio, sai invece. Infatti, perché si pettinano uguali? Basta, che poi dopo ci confondiamo. Sì, qua Frigerio aveva fatto tutto bene, poi però si è un po' addormentato. Vediamo, ci sono Critta e Führer. È uscito tra l'altro finalmente, cioè è uscito perché prima nel primo tempo non c'era tutto sole. Quindi farà ancora più caldo probabilmente, anche se sono già le 4, però... Esatto, no, dico, è uscito proprio sole perché il primo tempo faceva caldo ma non c'era tutto sole, probabilmente era coperto il cielo. Parte Critta... Uno schema! Ecco, lasciamo porta perdere. il mancino... Romani? Sì. Lasciamo perdere. Ma tutti quelli devono andare Romani. Lasciamo perdere questi schemi. Che poi, cioè, poi dovevi concludere con la palla che arriva da dietro, da 20 metri con tutti gli avversari davanti. Che cavolo voleva fare? Non so. Però riconquistiamo palla. Führer si incugna, non passa, però c'è a rimorchio Frigerio che conclude. Lemme il pallone finisce a lato. Però. Un po' troppo molto. Diciamo che 2 volte scelta non esattamente migliore nelle due azioni. Però Führer che è entrato in gioco col gol adesso sicuramente si è fatto vedere più negli ultimi, tra virgolette, 10 minuti tra primo e secondo tempo adesso. E magari anche loro adesso sono sotto 1-0, quindi devono anche stare un po' più attenti dietro, magari non stanno più alti nella pressione, ci lasciano un po' più di spazio. E di come si dice, e di conto anche noi dobbiamo essere più attenti perché loro cercano di più di ripartire. Führer fa sfilare per Sipos, di fisico se ne va, può appoggiare il laterale, lo fa verso Critta che aggancia il pallone, il cross e Sipos più in alto delle mani di Barlocco, di testa appoggia in rete. Che gol, ragazzi, di prepotenza. Sipos va ad anticipare più in alto delle mani di Barlocco. Io ho detto ce l'ha il portiere, e invece no. Allora, bravissimo prima Führer e poi Critta, cross morbido e Sipos, cioè veramente chiedono il fallo, ma qua è andato probabilmente altezza traversa, probabilmente lo richiedono loro ma no, ma non c'è niente, ma dai, fallo però no. Se la giocano secondo me, ma il portiere era dietro, poi non è cioè Sipos non è andato contro il portiere, è andato davanti al portiere, però che gol, ragazzi, perché mi è parso di vedere qualcuno che indicava la... ma ci proveranno di sicuro. Però
Però bello, un cioccolatino morbido di Critta. Ma no, non esiste niente. Massimo fuori gioco, se ti di Critta, sì, io avevo avuto quasi quel dubbio lì. Sicuramente non è. Ma non sta neanche andando a vederlo. Non lo so, credo di no. E 2-0, l'avevamo detto, se trovassimo subito... No, aspetta, sta facendo segno da aspettare. Facendo il segno della croce, pensavo che diceva. No, segno da aspettare. Sì, no, ma è il portiere che ha guardato la palla e non ha guardato al centro se arrivava il nostro giocatore. Si aspettava che uno così, che gli saltasse uno davanti così in alto. Seconda gol stagionale di Sipos, che torna a fare Sipos, il gol è buono, e allora 2-0 Lecco. Ha fatto tutto lui, ha preso palla, ha difeso palla, è ripartito, ha aperto su Critta e ha ricevuto passaggio. Tutto lo dicevi tu, no? Dovevamo segnare subito il secondo tempo, il secondo tempo ancora scatenati adesso. Ci proviamo, bello, adesso sono in confusione. C'è rimessa laterale in avanti. Bisognerebbe chiuderla subito adesso. Rimessa laterale, anche tra l'altro per la differenza reti, perché adesso sei a pari punti col Vicenza che è più avanti di differenza reti. Vicenza che sta giocando, giocherà ed è 0-0. Palla verso Barlocco che stavolta Barlocco che aveva fatto bene nel primo tempo qui ingenuo, però Sipos bravissimo, il sole non può essere il sole anche magari fammi pensare, perché a quel punto lì il portiere non so il capitano che ha giocato, sto pensando Lorenzo Costora in questa stagione ha dormito, basta. Non ha neanche la scusante del sole il buon Barlocco. No, perché a volte io mi ricordo, c'è anche il merito di Sipos che lì fa una giocata ragazzi da centravanti, io a volte mi ricordo il buon Manguzzi col cappellino quando ero in culo a volte. Anche a Prea giocava a volte col cappellino. Sì, ma poco. Ma sai, è andato un po' scemando la moda. Il sole sicuramente qua. È di qua, sì. Però... Perché c'erano momenti della stagione in cui lì era basso e dava fastidio il riflesso. Il sole. Non è più d'inverno, secondo me. Sì, infatti. Ha sbagliato che non è andato. Bella la palla di Frigerio per Rizzo che se ne va. Va sul fondo, guarda dietro, la palla dentro, sbagliata. Ecco qua, con tutte le cose che poteva fare, forse ha centrato la testa alza il pallone e sceglie quella meno, no? Sì, ideale. Poteva darla ideale, era anche la più semplice perché metterla dietro era un po' coperto dai difensori del Trento. Forse l'ha cercata un po' tesa. Sì, non era bruttissima, perché poi comunque se avesse scavalcato il giocatore che l'ha preso di testa, il cross non era male. No, però l'ha cercata tesa e lì è rimasto un po' in difficoltà. Angolo, Critta dalla destra del nostro attacco. Ora Lecco, padrone del campo, calcio d'angolo. Palla rimessa fuori dalle teste della difesa in maglia gialla. Torniamo a ragionare con Rizzo, ultimo uomo, non perdere questo pallone, alla fine sulla pressione va da Furlan, rischiato inutilmente anche Battistini, però alla fine riusciamo a ripartire zanellato sull'esterno, la palla dentro per Sipos, solo davanti a Barlocco, anticipato dal miracoloso ritorno di addirittura Giannotti. Qui Sipos è stato un po' lento. Sì, molto lento. Però sì. Sì, la palla non era... Sì, non poteva fare tanto. Esatto. Doveva aspettare che scendesse nel frattempo. Perché poi quando lo vedi arrivare così velocemente l'avversario da dietro su Sipos sai già che arriverà prima che lui riesca a muoversi e a calciare. Però la palla rimbalzava, quindi tanto il nostro Matteo che io vedo lì a lato sta già decidendo le foto da mandarci del gol di prima, tra poco arrivano. Poi siamo già andati vicini a 3-0. E altro, sì, siamo padroni del campo, ora Critta. La palla che sfila dopo il primo tocco di testa di Frigerio. E va a spegnersi sul fondo dalla parte opposta, nessuno che era lì pronto sul secondo palo. La spizzata di Frigerio. Sì, c'è stata forse o il gol o anche probabilmente il mister negli spogliatoi gli ha dato una bella sveglia a tutti comunque. Beh, però il gol, andare al riposo col gol del vantaggio, ragazzi, ha fatto tanto. Pellegrini e Cappelletti 29, cioè Fiamozzi per Pellegrini. Fuori Pellegrini? Fiamozzi, cioè fuori Fiamozzi dentro Pellegrini che era dato tra i possibili. Cappelletti per? Dalla domanda. Tra i possibili titolari Pellegrini. Ma Pellegrini va in difesa? No, attaccante. Ah, quindi fa difesa 3-4-3. Cambia totalmente la squadra praticamente. No, beh, Cappelletti è andato dietro, quindi... E in questo momento avevo detto che deve provare Tabbiani a giocarsi tutte le carte a disposizione perché il Lecco ha ancora diverse sostituzioni da poter fare per trovare forze fresche.
Frigerio qua cespica un po' nella giocata. Siamo al 53esimo, 2-0. Allora andiamo a recuperare i messaggi dei nostri amici a casa perché sono rimasti indietro. Cominciamo da Giannino che ci ha scritto ancora nel primo tempo. Ciao a tutti dalla Tuscia Viterbese. Ho aperto una sdraio in mezzo al mio uliveto. Mi ci sono sdraiato a godere la brezza calda. Affinché la giornata sia perfetta è necessaria una vittoria che in questo momento sta maturando, il mio Lecco che in questo momento sta maturando. Poi arrivano i messaggi per il gol. Sipos ci ha creduto bene grande in occasione del primo. Mucarolla, capolista, se ne va, riprende il coro. È bastato chiedere e Zach gol. Giancarlo, una bella sveglia dopo la dormita, adesso restiamo svegli. Stefano Brandi, primo tempo più facile, inizio di marca lecchese, poi dominio Trento e sul finale tempo stoccata vincente di Führer, sì, quello che abbiamo raccontato. Buongiorno anche a Samuele, sentiamo intanto il Trento. Attenzione, c'è la giocata per Triacca, il cross di testa Romani, palla che rimane lì, combattono i due, alla fine Tanco libera e Zanellato completa il disimpegno. Poi il Trento che butta palla sul fondo, bravo Romani a resistere e poi Tanco a dargli supporto. Stefano sembra, scrive Ryan, ciao Ryan, Stefano sembra ringiovanito di 10 anni, cosa hai combinato quest'estate? Credo che intenda te. Sì, vabbè, la barba va e viene. Allora, tagliate un po' la barba va e viene. Perché l'anno scorso non aveva funzionato più la cosa, quindi ho lasciato stare. Quindi hai detto, la lascio crescere finché... No, lasciato perdere. Ecco che arrivano le foto di Matteo, vedete che io lo conosco e lo vedo lì dal bordo campo che stava facendo esattamente questo, mandarci le foto. Guardate questo. Fausto, non so se poi puoi mandare Sipos come anticipa Barlocco. Sì, è andato più su delle mani del portiere. Sì. Tra l'altro, nella peggiore delle ipotesi, magari avrebbe preso il fallo da rigore, perché gli arrivava una manata in testa, lo stendeva Barlocco. Però sai, lì di solito danno sempre ragione al portiere a prescindere, quindi è forse per quello però che se potevi andare a rivederlo nel caso chiamando il FVS. Però guarda il portiere che si sta riparando da solo il portiere un po'. Sì che non ho capito cosa ha detto Fausto, scusa Fausto. C'è la foto in diretta sul nostro schermo. No, così facciamo vedere ai nostri amici a casa. Tra l'altro col Trento non è che abbiamo proprio... guardate l'elevazione di Sipos che va letteralmente a bruciare Barlocco che sta saltando, eppure guardate quanto è più in basso di Sipos. Ha le mani sull'orecchio di Sipos praticamente. Davvero bravissimo Sipos, che fino a questo momento è man of the match. Beh, comunque Critta gli ha messo la pallina proprio lì da appoggiare sulle rete. Vantaggio del Vicenza con la provata. Perché Sipos non l'ha servito proprio alla perfezione, Critta ha dovuto un po' allungare la gamba per agganciare la sfera. Fatto i 2 passi per arrivare sul fondo, attenzione ancora Lecco, Führer, limite dell'area, pensa al tiro, poi allarga, troppo per Sipos che addirittura deve buttare palle bersagliate per non farlo uscire. Sipos non ha cartocciarti su te stesso che se si fa male Sipos Sipos è da mettere in una teca, perché è serio, non provarci mai più. Vantaggio del Vicenza, intanto ancora qui non è aggiornato, volevo darvi anche il marcatore, in questo momento Vicenza e Lecco se ne vanno via a braccetto a 13 punti, sempre in testa al campionato. Cambia niente per Rizzo, buona la giocata sulla destra, poi si ferma, rallenta. Però scatenato Rizzo, sì. No, Rizzo è permette oggi... anche questi dribbling. Oggi tutt'altra partita. Adesso stiamo crescendo tanto. Ecco, mi viene in aiuto Lorenzo, ne parlavamo... Tanto c'è un giallo, mi sa, no. Ne parlavamo all'intervallo, Rauti, signor giocatore anche lui, e va in gol per il Vicenza. Vedi, l'hanno Rauti, noi abbiamo Führer che è entrato. Führer, Rauti è entrato al 46esimo. Giocano entrambi ha fatto gol al 57esimo. Allora, Rauti sì, è entrato. E allora vedi che ne parlavamo con Paolo prima a fine primo tempo. Loro possono mettere dentro uno come Rauti, anche l'altra volta, oggi va in gol ancora. Era a sottolineare la qualità anche della panchina, naturalmente la rosa così profonda di qualità del Vicenza. Però in panchina oggi anche il Lecco ha le sue carte da giocare nel corso di questa ripresa. Vedremo se mister Valente... Siamo quasi in zona. C'è Trento, il cross, secondo palo. Bravo a controllare la situazione Battistini. Poi mettiamo palle a rimessa laterale. Comunque oggi mi è piaciuto tanto Führer ha giocato una bella partita oggi, ragazzi. Sì, magari non è ancora costante per tutti, però c'è. Tanto seguiamo un attimo se questa azione Fausto sì, ok, torna indietro il Trento, quindi direi che possiamo andare velocemente in pausa.
Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Che c'era già perché loro hanno un gol subito di meno. Vicenza in questo momento è avanti per differenza reti di un gol. Se non vincesse il Brescia stasera, ragazzi, inizierebbe a essere molto 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 interessante col duello a 2. Vicenza e Lecco che prenderebbero 3 punti di vantaggio. Però sai, dopo più noi l'anno buono l'abbiamo avuto quando c'è stato il mischione davanti, quindi con Feralpi, Salò e chi erano gli altri che non mi ricordo, Pordenone era uno. Tanto nessuna delle due c'è più tra altre cose. Esatto. Come? No. Sotto falso nome. Cioè dai, adesso ha cambiato generalità, però sono sempre quelle. Diciamo che l'Union Brescia, dai, chi è? Scusami, la matricola di chi è? Dovevano manco esserci quando ci hanno rotto le balle 2 anni fa, tra l'altro. Dai, vabbè. Allora, sono andati un anno a Piacenza a giocare nel nulla. Adesso si sono trasferiti da Brescia, giocano con qualcuno lì a vederli, però non sono ancora al Brescia questi. Vabbè, anche quello che l'hanno salvato ci hanno rovinato le scatole a noi, vabbè. FOS check in corso, attenzione. Sì, ma non è niente, bambino. Non ho capito per cosa. Un fallo sul giocatore del Trento al limite destro dell'area. Però dunque, questo, guarda. Ma cos'è? Cos'è? Per chiedere il calcio d'angolo? No, perché il calcio di rigore. Sì, no, era per dire, nel senso. No, avrebbe messo la gamba critta. Ah, per questo? Sai che forse però gli tocca il piede, ma sulla linea però. La linea è rigore. È Arias. Scusate, perché mi ha dato un messaggio, stavo rispondendo, non ho visto. Gli ha per critta, probabilmente ha pestato il piede al giocatore sulla linea di rigore. A me è sembrato di sì. Vabbè ragazzi, si danno questi rigori qua. E c'è quindi il check in corso. Sì, ma è stato di moda negli ultimi 2 o 3 anni. Com'è che lo chiamano quelli bravi? Step on foot. Ho capito, però. Quella cagata lì. Ma non gliel'ha dato, spero. Vediamo. Sta guardando. È ancora lì? Un po' in dubbio, Ma no. Sì? Dice di sì. Rigore. Ci credo. Però sai cosa? Con le immagini lo dai. Sì, va bene. Dal vivo ma anche con le immagini, si sono toccati. Ma gli ha schiacciato. Guarda. Intanto il Vicenza raddoppia con la Pro Patria. Gli ha schiacciato il piede, gli ha pizzicato il tallone. Appunto. Chi è che era? È il 24 dal Masso? Dal Monte? Dal Monte. Su punti battuta chi è? Pellegrini? No, non ci credo. Questo è brutto perché sono i rigori da VAR. Su quei rigori da VAR che dal vivo non li vedi. No, ma non se ne è accorto neanche il giocatore del Trento che la ricordano di Ma infatti secondo me chiedeva l'angolo, neanche chi diceva la deviata lui. Non è ancora perplesso. No, adesso io non dico mai niente contro gli arbitri, ma sta roba qui Diciamo che il livello ultimamente sta planando verso il basso, il livello arbitrale, non perché sia contro l'Ecco oggi, ma in generalmente. Anche se l'avessero dato a favore dell'Ecco, no. Parte la battuta, è spiazzato Furlan, 2-1, riapre Pellegrini, giusto? L'11? Sì. Pellegrini, sì. Riapre il Trento la partita, peccato, dal nulla, vive di episodi questa partita. Siamo al 13° del secondo tempo. 2-1. C'è ancora naturalmente un gol di vantaggio. Battuto perfetto, sì, da dire. Spiazzato completamente Furlan, però insomma quegli episodi che non ti aspetti mai Sì, diciamo ma che non ha proprio senso nella dinamica del
Boh, non lo so. Tra l'altro tu dici anche come errore di Critta? Perché... Ma va, non è un errore. Cioè, no, visto che la palla stava andando probabilmente fuori. No, ma a quel punto, anche se hanno tocchi incrociato le uno, corse. capisci? Più fortuito, quindi. Cadi, ti danno rigore. Attenzione al Trento, cross fuori misura. Sì, sul fondo. Adesso non bisogna dare... Intanto c'è uno sparuto gruppo di tifosi in sud. Ma c'erano anche nel primo tempo? Sì. Non ci ho fatto caso io. Ecco, non iniziamo a fare ste vacate, grazie. E bisogna mantenere un po' i nervi saldi in questa fase. La rilanciata verso Sipos, che c'è che metterla giù, non riesce il gioco. Vediamo se amici da casa cosa ci scrivono. Rigore abbastanza scandaloso Stefano, ma che rigore? Il giocatore chiede angolo e dai rigore. Se dai angolo vuol dire che hai preso il pallone. Questo è interessante, sì, sottolinea. Ma anche secondo me il giocatore chiedeva l'angolo. Ha fatto segno, come dire, la toccata per l'angolo. Infatti il mio dubbio era sull'angolo. Sì, non se ne vedono spesso gli effetti di questi rigori. Non se ne vedono spesso di questi rigori. Perché lui era in caduta. Era già in caduta lì in quel momento, quindi... Vediamo se riusciamo a togliere un po' di ritmo adesso al Trento per spezzargli un po' magari questa fase in cui possono riprendere entusiasmo. Spezzare le reni al Trento. Rizzo, attenzione, Rizzo che diventa Garrincha all'improvviso. Dalla. Va lui. Apre. Critta. Cross. Secondo palo. Questo è rigore. E lo dà subito, mi sembra. No, cosa fa? Sì, ammonito anche calcio di rigore. Ammonito 71. Non vuole sentire parlare, non vuole sentire scuse l'arbitro. No, è il portiere che l'ha preso per il braccio. Tocchi. Infatti, tocchi. L'arbitro non si tocca. Però adesso lo rivedremo un attimo. Quindi giallo e rigore. Vediamo. Era dentro e Frigerio. Grande azione di Rizzo. Critta crossa ancora morbido. E si poi va ad affossare Frigerio. L'ha abbracciato. No, sai che mi sembrava Frigerio. Qualcuno più basso. Lo batte Zanellato il rigore. Bonaiti forse, no? Batte Zanellato. Cioè, sono passati 2 minuti ed è rigore dall'altra parte, ragazzi. Fantastico. Ma loro non chiedono di rivederlo? Si può chiedere di vederlo? Secondo me sì, perché quanti ne hanno? E non l'hanno ancora perché hanno preso quello del... sì, è vero, penso che ce l'abbiano ancora. Sì, penso che lo stiano riguardando. Va. Chi è stato il giocatore ammonito? Anche scusa che non lo so. Chinetti. Scusami. No, prego. Se lo segniamo, se no poi... Se ha dato quello di prima e non da questo. No, questo lo deve dare per forza. A me è sembrato che l'abbraccio ci fosse. E gli è anche caduto addosso, quindi... Vediamo. Rimangono tutti in attesa. Una specie di pausa rinfresco. Ma scusate, lui vede... la telecamera che abbiamo visto, no? Secondo me sì, la solo vede più volte. Credo di non sì. penso che ce ne siano altre. Anche perché c'era stato un gol in fuorigioco, se non sbaglio, del Lecco la prima giornata o la seconda, e praticamente lui non aveva potuto capire perché la telecamera non era di quella in linea. Quindi sì, era questa sì. Non so perché c'è solo questa, tra l'altro, non hanno altre camere. Non credo. E se no costava un pacco di soldi. Non Vediamo. l'hanno fatto. No, Fausto, tu hai capito su chi è stato fatto il fallo? Non è Bonaiti. Bonaiti? Perché si parla? Continuano a parlare qua, però non mi piace per niente questa cosa che... Sembra che abbia detto di star calmi. Rigore. Così si sono giocati anche la chiamata. No, se tra l'altro non dà... Cioè, sì, io non so se questo sia rigore o no. Però se non è stato l'altro, dici giustamente questo lo devi dare. Tra l'altro qua potevano fare... Hanno fatto... Praticamente c'è Zanellato che ha la palla in mano da minuti. Sì. C'era, non mi ricordo che squadra che invece teneva il pallone in mano un altro in modo, per non dare che la pressione avesse la pressione fosse addosso a quell'altro, no? Intanto quello che doveva batterlo se ne stava bello calmo e tranquillo. Ma anche per ingannare il portiere che ha minuti per dire come lo batte Zanellato e poi si ritrova magari Furre. Barcellona, sono una di quelle il City o Barcellona, una di quelle squadre lì che sono sempre un po'... Non è male a pensarci bene come strategia, però qua mi sa che Zanellato... Beh, un po' come nel basket quando c'è l'antisportivo, no? Che c'è il giocatore da solo a battere i liberi. Allora va Zanellato contro Barlocco e vediamo se si arriva al 3-1 al
68esimo, che sarebbe insomma una bella ipoteca, ragazzi, su questa partita. Zannonata è rigorista. Vabbè, penso che non abbia con la sua qualità tecnica, no? Problemi. No, quello no, però. È in corsa breve. Parata, niente. Battuto malissimo. Battuto malissimo. Ti rispondiamo alla domanda, no. Ma infatti è per quello che lo dicevo, mi veniva proprio un po' il dubbio che non fosse rigorista. Mezzo disastro. No, ha fatto 2 passi e l'ha tirata praticamente centrale sulle gambe del portiere che si era lanciato. Vabbè, recuperiamo palla al limite a centrocampo, Bonaiti ancora, poi Führer va, poi sbaglia il tocco per Critta. Però vabbè, quantomeno ci siamo però adesso rivitalizzati. non bisogna subire. No, tutto malissimo. Sì, centrale, e si tuffa alla sua destra ma rimane lì coi piedi, la palla gli arriva sui piedi, quindi non ha difficoltà a parare Barlocco. Zannellato, stai lì 5 minuti con la palla tra le braccia, poi però male. Beh, però io a prescindere da quello l'avrei fatto battere a Sipos. Poi per carità. 2-0 ancora? Vicenza. Ah no, è quello doppietta di Rauti. Rauti, doppietta 2-0 Vicenza. 2-0 Vicenza. Pausa, è lunga nella differenza reti. Pausa rinfresco, praticamente non stiamo giocando da 5 minuti. Beh, allora, innanzitutto la cosa positiva è che abbiamo spezzato il ritmo al Trento dopo il loro gol, quindi non hanno potuto trovare. Sta giocando bene, ha avuto solo quell'episodio. Non hanno trovato, ritmo per entusiasmo, quindi va bene. Ma però noi non dobbiamo subire il contraccolpo del rigore sbagliato male. Andiamo in pubblicità con il cooling break, torniamo subito. Adesso hanno allungato il loro differenza reti. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Che giocano giovedì sera, sì. Lecco che tornerà in campo giovedì sera a Vercelli che oggi vince, tanto ci è rimessa in zona d'attacco per noi, mentre Vicenza, vi dicevi, troverà i Dolomiti Bellunesi. Sì. E poi dopo domenica prossima invece Lecco in casa con la Giana e Vicenza con Vercelli. Sì. Rimessa in zona d'attacco, affidata a Tanco, poi no, eccolo qua, Tanco. Sì, Tanco, scusa, era Mallamo o Romano. No, attento che però prova a ripartire, ma è bravo Rizzo che bel poi secondo tempo di Rizzo, ragazzi. Anche perché in occasione del gol, secondo me è Rizzo che fa una grande giocata. È l'ora di Voltan comunque, secondo me, al posto di Frigerio, che adesso bisogna avere un po' più di quella roba lì davanti per riuscire a creare un po' l'occasione. Cioè, scusate, non del rigore, ho sbagliato io. Cioè, Rizzo ha fatto una grande azione tagliando il campo. Sì. Rimessa laterale verso Sipos, giocata con lo stop a seguire, poi palla dentro, Führer, palla ancora dentro, la conclusione alta sopra attraverso di Frigerio. Non è azzanellato questo. No, Frigerio. Non c'è. E continua perché con sto scignon, guarda il numero. Frigerio ha il numero che è più lungo, più grande. Da qua non vediamo bene a volte i numeri e... No, però se vedi c'è già il 2, mentre Frigerio gli ha zannellato il 5 ci impieghi un po' a vederlo, perché... Però no, sai, la prima cosa che guardi è la fisionomia, se guardi il numero magari a volte quando sono più lontani. Sì, perché poi hanno tutte e due le scarpe bianche. Scarpe bianche, questo codino da dietro, cioè a volte sono veramente... Vabbè, comunque, fatto sta che ha fatto tutto bene, poi però ha calciato male. Non so se magari vuol tenere Frigerio come equilibratore della squadra, mister Valente, però... Io rischierei adesso di mettere Voltan. Siamo al 72esimo, non ha più fatto cambi. Zanellato di testa, recupera il pallone Sipos al limite dell'area. Dai che loro sono cotti. Perché come diceva Lorenzo, giustamente la pressione, grande pressione nel primo tempo, li ha un po' sfiniti. No, anche qua bravissimo Rizzo. Palla difficile, riesce a trovare la deviazione dell'avversario. Il Rizzo visto oggi è superiore al miglior Pellegrino visto finora. Sicuramente.
posso dirlo abbastanza. Magari ha preso anche un po' di confidenza andando in nazionale, sai? Può darsi. Under 21 ovviamente. Under 21 Svizzera non è banale, ecco, Bella la giocata di Zanellato, un po' occhi chiusi, poi Frigerio mani, anche lui si prova. No. Qui se era Mani era da giallo perché magari era uno già anche ammonito, sai? No, ma poi interrompeva un'azione pericolosa, mentre qua c'è il fallo di Frigerio. Cambio? Probabilmente cambi nel Lecco per loro. 39-7. Miranda per Capone. Capone che dovrebbe essere una mezza punta, no? Attaccante esterno. Sì, loro stanno mettendo attacco. Che è uscito, scusami? Miranda, che è un difensore centrale. No, allora Capone... Aspetta. Sì, sta andando avanti. Andando avanti, sì. Sì. Non so se fa a 3 dietro, perché il 27 Triacca si è spostato qui a destra. Tanto... Poi c'è Cappelletti lì al centro, 3-4-3 probabilmente. La deviazione però non riusciamo a recuperare palla. Però è bravissimo Battistini e poi Frigerio però perde, mannaggia lui. Poteva partire contropiede. Però siamo più reattivi in questa ripresa rispetto al primo tempo, nettamente, rispetto anche a loro. A parte l'occasione del rigore, siamo sempre stati noi in possesso. Loro hanno vissuto un po' di quell'episodio lì, del rigore di Creta. Qua sbaglia il tocco a seguire Chinetti e palla sul fondo. Palla sul fondo, dai. Corre il cronometro, 74 minuti. E sempre 2-1 dopo l'errore di Zanellato dal dischetto, che avrebbe potuto Zanellato lì chiuderla definitivamente. No? C'è da soffrire fino alla fine, non capisco perché il rigore l'ha calciato Zanellato, Stefano. Sì, neanche noi. Siamo in 2, anzi siamo in più di 1. Non ho mai calciati da quando ero in blu celeste. Beh, non che abbiamo navigato nei rigori, nel senso, no, non è che abbiamo avuto 1600 uno e l'ha battuto Sipos, tipo una roba del genere, però che forse l'anno scorso Frigerio anche forse uno l'ha battuto l'anno scorso, forse sì, o Frigerio Sipos li avevamo come a dire che non abbiamo il rigorista perché non sappiamo chi è. Però sai, Zanellato prende la palla, nessun compagno si è sentito poi voglio dire, sai, è vero che ho comunque un gesto tecnico perché è un tiro, ma è più un discorso di freddezza. Esatto. Attenzione, Battistini di testa la mette fuori. Rimessa laterale in fase offensiva per il Trento, non lì, ma 20 metri indietro. Bonaiti che è riuscito a sporcare questo pallone. Terzo gol dell'Arena Rossi Vicenza, 3-0 con la Papatria. 3-0, vediamo se c'è la tripletta. Il giocatore del Lecco a terra intanto. Rauti ancora? Adesso guardo. No, se fosse tripletta. Che palle. Vediamo. Chi è questo domani? Scusate, Rizzo che è rimasto a terra, forse un po' di crampi, non c'è ancora. C'è un po' di crampi per Rizzo che comunque questo secondo tempo bene, onestamente bene. Meno male che non l'ha preso perché stava cercando un fallaccio da dietro e va giù in scivolata. 2800 spettatori, 35 ospiti. Voltan. È la volta di Voltan, eccolo qua. E non solo, forse anche Metallica. Sì. Voltan Metallica al posto di Zanellato e Frigerio. Vediamo se ho indovinato. Arrivano le forze fresche al 76esimo. Attenzione però che fa battere. Quindi 3 cambi, stai mai detto? Non ha cambiato ancora, aspetta. No, ma dico sono 3? No, 2. Metallica e Voltan. Cambio di gioco del Trento, Critta intercetta e mette palla in rimessa laterale, sì. 3, sì, sono 3 perché c'è di un altro giocatore del Lecco. Frigerio, Voltan. No, Pellegrino. Però c'è i crampi. Metallica per Bonaiti, direi, sì, e Voltan per Frigerio, direi. Pensavo mettesse... O Voltan anche per Furrer, però non No, Voltan per Frigerio ha già fatto. Frigerio, dici. Ha già fatto? Sì. E poi manca solo Pellegrino che penso sia per Rizzo. Sì, Frigerio. Beh, ci stanno, sono abbastanza ruolo su ruolo, sono prevedibili, non c'è nessuna novità. Per adesso non ha neanche mai avuto forse il bisogno, la necessità. Raramente cambia a livello tattico il mister, cioè va ruolo su ruolo. No, ma è anche giusto così, perché poi quelli che entrano si inseriscono comunque in una squadra e sanno già cosa devono fare. Se non c'è la necessità impellente di fare cose diverse. Ruolo per ruolo anche Sipos, no.
Sì. No, Vabbè, no. quando è entrato alla Wii è entrato seconda punta quando è entrato. Sì, infatti. Cioè, di Riffo di Raffa deve giocare sempre, ragazzi, non ce n'è. E comunque è un buon giocatore. Sì, no, però dico manca. Bella Bella. del gol. Però possiamo dire che è cresciuto tanto in un anno rispetto all'anno scorso da quel punto di vista. Quando è Il arrivato cross del Trento, palla messa fuori, la palla battuta dal limite, Furlan fa scorrere sul fondo. Quando arrivò rispetto le prime all'anno partite scorso, a settembre dell'anno scorso noi eravamo scettici, tant'è che pensavamo che Zuberek fosse il potenziale titolare, quindi adesso gioca bene, fa giocare bene anche la squadra, tiene la palla, sa cosa fare, mi piace. No, è diventato molto simile a quello che era Novakovic. Comunque giocatore buono. Meno casinista, perché secondo con me meno qualità complessiva ovviamente, però per la Serie C è tanta roba. Sì. Allora siamo al 79esimo, ci prendiamo un piccolo break, poi torniamo per raccontarvi questo finale di gara. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Che mi ricordo di ZB. Dai che andiamo in contropiede. Il gioco fermo o no? Gioco fermo. Fallo per noi. Fermato, esatto. Ma perché non ha dato il vantaggio, scusa? Ma stava andando in porta Metlika. Però non protesta anche Metlika. Vabbè, perché forse va bene così, però. Ha fischiato subito. Sì, forse ha fischiato prima del passaggio. Vediamo insomma i tre cambi operati da Valenta al 76esimo, Pellegrini, Metlika e Voltan. Daranno forze fresche. Si è schierato a sinistra Voltan, quindi penso che Führer sia andato a destra. Sì, perché anche l'altra... Si possa. Palla che rimane lì ma non se ne accorge. Voltan era entrato... No, scusa, 2 domeniche fa con la Dolomiti che era entrato, no, Voltan. Settimana scorsa? Beh. Sì. È entrato e ha giocato prima un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra. A Posi Galeandro è entrato, mi pare. Facendo bene comunque. Sì, aveva fatto vedere di essere già... Non dico dentro gli schemi perché vabbè, però... È nostro, bravo Rizzo anche qua. Pellegrino. Scusami Pellegrino. Che è entrato bene perché giocando anche lui un po' somiglia a Rizzo con questi capelli un po' riccioli, capelli broccolo. Non solo vuole ruolo su ruolo, li vuole anche simili, uguali come Valente. E perché così sconfondi, non si accorge nessuno del cambio. No? Ci sta, attenzione, lancio cambio di gioco sballato del Trento, Voltan cerca a non farsi dal monte. Ma bravi loro, sì. E poi cercano subito di rilanciare in avanti con la copertura di Romani che non si fa mettere in difficoltà, ma serve però dopo suo ingresso, serve gli avversari che ripartono da sulla sinistra, quasi linea di fondo, punta l'uomo, va sul fondo, la palla dentro, non si capisce niente. Cosa è successo? Calcio d'angolo. Angolo. Sì, stiamo un po' rischiando adesso però, su queste sortite offensive del Trento. Intanto Stefano poi scrive, dopo aver criticato Zanellato: è anche vero che siamo tutti bravi a criticare quando non sbaglia il rigore, certo. È vero. Ma poi noi da qua siamo non abbiate paura. E lui è in campo, si deve prendere con la responsabilità. Angolo fuori, la palla sbucciata, Furlan. E cosa sono riusciti a sbagliare? Sulla linea. Sono riusciti a sbagliare. Clamoroso salvataggio sulla linea, ragazzi. Furlan che esce totalmente a vuoto, no. Bamba via tre sbucciate, poi con lì la stoppa, la mette sul palo e Metlika in qualche modo la butta in calcio d'angolo. Che fortuna. Perché qua Metlika da un attimo che la buttava in porta.
Attenzione ancora, sì, però non è che dobbiamo rischiarle sempre tutte così ste palle. Voltan... La palla ha danzato in aria senza che nessuno la prendesse. E poi c'è arrivato il 3 che Meconi... ha fatto un rinvio sbagliato, non ho visto chi. No, in due hanno sbucciato. Uno l'ha sbucciato e uno... Anche Zanellato è stato il secondo che l'ha veramente slisciata. Qui probabilmente chiederanno rigore qua. Vediamo, perché c'è il giocatore che è rimasto a terra prima per quello che penso abbia ricevuto... o dire di aver ricevuto un colpo al volto. È rimasto a terra da poco fa. Clamoroso però il salvataggio veramente di Metlica. Bravo Metlica. Tanto deve entrare... Sì, Pirata è fortunato perché la palla ha sbattuto sul palo, stava tornando e era un attimo di buttarla in porta. Invece lui è riuscito in qualche maniera a buttarla fuori. Non so cosa è successo. Avrà preso un colpo fortuito, credo, perché... È andato giù subito, però penso che l'arbitro vada a vederla, perché... si sta andando. Ancora? Sì, secondo me questo qua chiamano più davanti alla televisione al video che... Questa è la seconda che hanno chiamato, giusto? Una l'hanno sbagliata, l'hanno persa. Ah, è vero, ne avevano ancora uno. Questo. Sì, perché al primo tempo invece l'hanno... Sbagliata. Persa anche nel primo tempo. Sì, penso di sì, no? Vediamo qua. Ma no! Beh, loro ci provano, però... poi se da quella andiamo a casa, ragazzi. Cioè, diventa anche un po' inutile. Ma non ho capito come... Ma l'ha preso in volo al volto. Ma no, secondo me no, ma c'è un contatto spalla contro spalla. Secondo me dovrebbero dare anche delle penalizzazioni per la partita successiva, che uno fa quelle cagate qua, scusate. Però no, quello là ti dico perché se metti ho capito, se metti l'opportunità loro ci provano. Sì, ma devi fare per qualcosa di concreto. No, lo so, però faccio... Scusa, ma no, non c'è niente. Ma lo guarda e lo dà. Ma chi se ne frega, meglio che passa anche il tempo. Ma io non ho capito come ha fatto a farsi male. Cioè, gliel'ha data lui e quello o è una recita. No, gliel'ha data lui. Perché era voltato. Forse gli ha tirato una testata alla spalla del giocatore dell'Ecco. Ma non lo vede, cioè, se dà sto rigore francamente andiamo davvero a casa. No, ma poi settimana scorsa ci hanno provato loro nell'ultima mischia. Ma quello dico, scusa, l'ultima partita nell'ultima mischia. A parti invertite probabilmente ci provano anche l'Ecco. Vabbè, ma se la regola è così, l'ultima partita nella mischia finale, alla fine ha fischiato. Sì, però facciamo il VAR. Sì, ci provi. Scusa, però uno non può impiegarci così tanto tempo a guardare sta roba. Quindi ci si sta guardando a dubbio. Ma no, dai. O sta cercando di capire, ma per cosa mi hanno chiamato? Qual è? Non voglio fare questa figura. Lo voglio sapere preparato quando poi vado a... Vabbè, almeno questi non devono parlare come Serie A, che devono raccontare in maniera imbarazzante quello che hanno deciso. Vediamo. Perché... Allora, c'è un braccio, però se vedi c'è un braccio strano che non si capisce. Vediamo. Niente. Bravo Colelli. Dopo ti fanno anche venire i dubbi, perché vai a cercare cose che dici. Vai a vedere. Perché ancora a terra il giocatore magari ha preso una testata qui, se tu prendi una testata. No, ma non ha fatto anche male, ma gli era da lui la testata, guarda. Ma no, ma non lo prende mai lì. Non so cos'è. Mistero. Sì, può essere una testata di gioco. E continuano a protestare i giocatori del Trento qua. Ma sono fatti di burro questi, non lo so. Perché fa caldo. Non si vede, c'è un braccio del giocatore dell'Ecco che non è rigore, che si muove. Tanto è tra Lovisa all'esordio, Lovisa per Critta. Sì, non era ancora entrato quest'anno Lovisa, sai? Però non assomiglia a Critta, quindi perché è entrato su Critta? Perché c'ha i capelli lunghi. Sì, anche perché vi sente, allora vuole sorprendervi. Ah, scusa, gioca con la tuta. No, c'è i calzettoni tirati sì, c'è i calzettoni tipo parigine. Sì, perché giustamente le autoreggenti. Fa freddo oggi, no? Devi proteggere i muscoli, ci sono 40 gradi. Allora, vabbè, noi scherziamo e ironizziamo su Lovisa, che però fa il suo esordio stagionale in maglia blu celeste. Critta esce trotterellando. Fausto? Però con tutte queste fermate io direi di attrezzare un posto qua con una piccola cucina, così almeno mettiamo su anche la pasta, perché ancora un po' andiamo a che ora a finire la partita. Sembra le prove del Gran Premio di ieri di Azerbaijan, che sono durate 2 ore e 20. Sono durate più del Gran Premio le prove di ieri. Io comunque resto dell'avviso che va bene tutto, il VAR, quello che vuoi, ma il calcio è quella roba lì. Lorenzo, secondo me l'unica roba che possono fare che non ha nessun tipo di interpretazione è il tempo effettivo, e non lo vogliono fare.
Non lo vogliono fare, perché lo fanno in tutti i campionati anche Sì, di basket. Dopo Cioè. anche questa cosa qui, ma questa sarebbe giustamente forse l'arbitro va davanti al video e dice ma cosa sto guardando? Dovrebbe, almeno che si inventa ma un conto un braccio così. Però un conto è se hai la tecnologia e Certo. allora hai la Certo. sala VAR che tutto il È tempo un'altra guarda cosa. mentre la partita Sì, ma va non c'è avanti. una telecamera sola. E non c'è una appunto se Tanto hai, la giallo per Tabbiani. se hai la tecnologia Sì, lo puoi fare Ma su sta roba. una Sta roba ancora- macroscopica, dai. cioè la cosa più interessante è il fuorigioco con la telecamera in linea e qui non le hai. Ma anche quello a chiamata, quindi costringi l'arbitro a fermare perché non sa per cosa l'hanno chiamato. Ma io sapete come la penso da anni che dico che niente VAR, io voglio l'errore degli arbitri come sbagliano i giocatori. Perché è naturale, è normale. Sai che cos'è il problema di fondo? A parte il fuorigioco, magari, o il gol, no gol. Esatto, ok. Ma lì è oggettivo, no? Il problema di fondo è che tutti, compresi come tifosi, se uno fischia un rigore, gli ha fischiato il rigore perché dovremmo togliere tutta quella roba. Ma poi io sono d'accordo, io l'arbitro. Ma poi sapete la cosa. Non mi sono mai arrabbiato molto il calcio con l'arbitro, vero è cioè. quello del campo. Ma una delle cose più Anche- brutte che succede ultimamente è quando segni e non sai se Sì, puoi esultare. Esatto. Cioè io ho visto la gioia ritardata di 3 minuti, 5 oppure minuti. esulti Dai, tutto che e senso poi te ha? lo No, tolgono. io sono d'accordo, fuori gioco, la E goal gol, light gol. no, Quelli, cioè, sai, o è bianco o è e nero. qualche, ma poi No, anche magari andare a giallo vedere rosso. qualcosa. O giallo rosso, l'hai già va fatto. bene. rosso, Ma anche, nerazzurro. anche il rigore, Bianco ma non celeste. questi rigori che stanno dando, cioè sono scandalosi, dai. Anche Fausto? quello che ha dato No, la Juve, ma dice, quello sì, ma Doppio rimpallo, vediamo se vinciamo anche il tra l'altro terzo, lì sì. le riguardi e sbagli ancora. Cioè, sì, E volta no, sbaglia però il rimpallo lo vabbè, hai vabbè, avuto ci prova, fuori, alto. 4 volte la Almeno passa il possibilità. tempo, quasi 90esimo. Posto? No, penso che quello che avete detto è che tutta questa tecnologia deve essere utilizzata per valutare delle cose tecniche, a livello tecnico, cioè il fuorigioco, il fallo di mano, cioè tutte queste cose a livello tecnico, ma di episodi di gioco e compagnia bella lasciate O pure. magari la revisione dei gialli e dei rossi, perché sai, dici ultimo uomo è Sì, rosso, ma e poi sono il due o video tre vedi che cose. c'è quell'altro. Anche perché queste cose qui, adesso Lecco è uno stadio piccolo, se succedono a San Siro uno dice ma cosa è successo? La Beh, maggior parte ma delle succede volte sempre, dici ma cosa è successo? Sì, Non ma lo vedeva nessuno. Eh. E allora seguiamo il finale perché siamo qua. Siamo già nelle bravissimo adesso. Lovisa. Ah no, non è Lovisa, questo è Voltan. Bravissimo Voltan. Bravo. Poi Führer, Führer scatenato, se ne Wow, va. se ne va! Non ci arriva però alla con un fine rimpallo che non sull'ultimo stava per mettere in rimpallo. porta. Però bravo anche qua Voltan, a sradicare un Però guardate che pallone. oggi Führer a me è piaciuto. No, dal gol in avanti è cresciuto tanto. Prima era abbastanza sotto Ma sta traccia. crescendo un po' nel corso della stagione. Attenzione però, 10 minuti di recupero. Come 10 minuti? 10 minuti di Sì, è recupero. stato fermo quello. E beh, ci sta, tutto quello che è stato fermo. Praticamente siamo al 35. Siamo all'ottantesimo. All'ottantesimo siamo. Mamma mia ragazzi. Io farei anche una sosta adesso, un cooling break e un secondo. Primo tempo supplementare, già che ci sei. Ti è mai capitato che ho giocato in un recupero di 10 minuti? No. Cioè, oramai... Ma secondo me non oramai ha la- neanche tanto senso qua. A parte che hanno messo tutte queste cose... No, A parte che il controlli, recupero, ma il controlli. recupero da quanto tempo è che c'è? Perché non c'è sempre Oggi è stato. sempre stato, solo Però che non era lo faceva l'arbitro. l'arbitro, esattamente. esattamente. Sì. Cioè, per esempio adesso con le sostituzioni che sono 5 ti danno 30 2 minuti e mezzo. Esattamente, una volta questa roba qua non c'era la discrezione del giocatore. Oppure- Che non è neanche sbagliato. Oppure chiedi all'allenatore, basta, no, sì, finiamola qua. Ma ormai 8-10 minuti sono all'ordine del giorno. bravo A parte il mondiale Chinetti, ma bravo anche il Lecco. del 2022 che era Sì, a bravo la sì, decisione perché della però FIFA. sbaglia. Ma anche ieri ho visto Manchester United-Chelsea, primo tempo 10 minuti. Cioè... E però d'altra parte, se come dice Fausto, non metti il tempo effettivo, ma stai fermo 5 minuti Però al VAR, sai, devi il farlo. tempo effettivo che sarebbe giusto, ma è una rivoluzione forse troppo grande concettualmente nel Sì, calcio. sono d'accordo. Cioè, quello è Ma un po' troppo. È a buon senso, cioè voglio dire, se palesemente allora ok, posso anche fare. Adesso questo qui probabilmente è stato 5 minuti a terra, quel giocatore lì, non so, 10 minuti. Prova a pensare col tempo effettivo, cioè, come si dice, dovresti cambiare anche tutto. Secondo palo, lasciala scorrere Lasciala Pellegrino. correre. No, bene così in anticipo, bravo, bravo infatti. Pellegrino che riparte.
Dai, che se ne sono andati 2 dei 10 fatti abbattere, non perderla, fatti abbattere, non perderla. Bravo, però da solo arrivano di gran carriera. Fuori gioco. Fuori gioco. Questo qui sarà stato di tanto così fuori gioco. Se ci fosse il tempo effettivo dovresti cancellare anche tutta una sorta di di frasario. Allora, 90° minuto si dovrebbe chiamare come 60° minuto. Non hai 90 minuti nelle gambe. Tanto devi giocarne solo. Attenzione, palla dentro, rimaniamo lì su plus, i giocatori del Trento provano a far filtrare palla, non ci riescono, palla laterale sulla sinistra, il cross dentro. Svetta Tanco, vediamo di uscire con Metlika che scavalca l'uomo, è da solo, aspetta, vai adesso, dalla lì, bella, per servizio sulla destra, al centro arriva Sipos, Voltan, doppio passo, guadagna l'angolo. Angolo, respiriamo. Era Furrer, non Voltan. Bravo Furrer che ha fatto forse il meglio che poteva, perché era difficile far filtrare palla a Sipos anche se era solo. Bravi tutti questa uscita palla al piede. Siamo solo al quarto. Batterlo. Siamo solo al quarto minuto di recupero, ne mancano ancora 6. È quello che sembra già recupero lungo. Ci sono ancora 6 minuti qua da giocare, ragazzi. Sì, possiamo dire che non è recupero praticamente. È ancora proprio, siamo in piena partita ancora. Dai, vediamo di riuscire una stoccata di testa dall'angolo. La battuta Dicio alto sulla traversa, Tanco. Ci va Tanco alto sulla traversa. Ormai è diventato un po' tutto è tutto complicato, secondo me dovrebbero... rispetto al calcio che hai giocato tu è un altro sport. Certo, però voglio dire, non era mica riguardo a queste regole qua io sto parlando. Non era mica sbagliato il calcio che giocavo io. Una volta se mancavano 3 minuti di dire al mister quanto manca, non ti poteva dire. Però poi dire, non lo so, perché se poi mi danno 10 minuti di recupero. Però poi vai al contrario opposto, quando il giocatore poi dopo subisce fallo da rigore, resiste, rimane in piedi, non gli danno più rigore. Sì, sono d'accordo con te. Cioè, siamo all'opposto della logica ormai. Quasi 5 passati. Poi comunque il calcio è uno sport di Barlocco cosa stava facendo? Barlocco sta facendo l'allocco, se mi passate quasi un palleggio farlocco un palleggio verso la sua porta, quasi regala, palleggiando verso la sua porta, mai visto io. Ed è corner, poi costretto a mettere in corner perché se no da lì, ragazzi. Voltan dalla sinistra. Voltan o Voltan? Non so, Voltan. Io avevo un insegnante di religione Voltan. Si gira si Voltan. A Verona, quindi penso più o meno sia. Si gira si Voltan. Palla battuta, mette fuori, però c'è Furrer! Mani, rigore! No. Che c'entra l'avversario. Potrebbe mettere un VAR da 5-6 minuti in modo da andare a sera netta. No, giocare fino al 125esimo. Salta il... Scatenato Furrer, ragazzi. Furrer salta l'uomo sul controllo, poi appoggia Voltan che guadagna la rimessa laterale. No. Sì. No, come no? Perché? Toccato a lui? Sì, l'ha guadagnata. Sfortuna qua. 95-30, 4 minuti. No, infatti. Sì, stava aspettando Lovisa. Furrer davvero sempre più in confidenza, Sempre più la nostra guida, Furrer. Guardate che se Furrer continua a maturare così, non so. Vediamo il palleggio qui sull'esterno di sinistra con Romani che palla in profondità per Lovisa. Che non riesce a tenere palla e palla va sul fondo. Però... 4 minuti alla fine, intanto le altre sono finite, Fausto. Sì. Non tutte avranno avuto 26. Saranno tutti già, avranno fatto la doccia, no? 27 minuti di recupero. Finito Vicenza, invece a Novara sono al 94esimo. E Vicenza è sempre avanti. Vicenza che ha vinto 3-0. Bravo. E Provercelli sempre avanti 1-0 sul Novara. Però chiudiamo in avanti noi in questo recupero, molto meglio, con personalità. Dai, subito di là. Metlika. Secondo tempo possiamo dirlo dell'Ecco ottimo. Sì, a parte l'episodio del rigore. Sì, però è stato più in difficoltà nel primo. Secondo tempo padrone del campo, con autorità, con personalità, cresciuti anche diversi giocatori. Bene. Dai, adesso cerchiamo di portarla fino alla fine. Non facciamo ste vaccate magari. No, non c'è fuorigioco. Sì. Ma a favore nostro, dai, perdi un po' di tempo. Cosa ha detto l'uomo dal monte? Scrive Luke. Rizzo e Rizzolo, quando ne parlavamo della capigliatura, Stefano, la VAR e lo sconvolgimento del calcio. Basta guardare i rigori di ieri contro la Juventus e la mancata espulsione del giocatore del Verona. Sì. Giancarlo Sipos non ha più fiato.
Un secondo tempo, Stefano, rovinato da 2 episodi, speriamo di tenere... Qua dicono... Qual è invece quello che ha sbagliato, che non ha dato il colpo di braccio? Quello di ieri. Dicono che l'arbitro ha dato 30 secondi in più ancora rispetto ai 10. Sì, adesso ha fatto 30 secondi in più. Ma perché? Cosa è successo? Perché ogni 10 minuti scatta un bonus ogni 10 minuti fanno 30 secondi. Gioca 30 secondi gratis. No, ma è che adesso arrivate al 90esimo ritorno indietro, quindi siamo all'80esimo, poi vai al 75. O si sta divertendo, che bello. Non ho voglia voglio continuare, sa. Mi trovo bene. Alla fine poi lui le decisioni le ha prese in maniera corretta, sì, no? Quindi sì, a parte il rigore. Però poi ha deciso bene quando ha visto... Speriamo non incide sulla partita. Se un rigore così ti incide sulla partita, ti arrabbi, per usare un eufemismo. Sì. Però sai, la sua prima valutazione in campo live era stata di non darlo, perché quindi vai, entra in area, vai, calcia, a giro, la parata di Barlocco. Ce l'hai il tiro giro Voltan da lì, Sì, non era proprio piazzatissimo, era un po' centrale, infatti però, Barlocco ha parato facile. Non è riuscito ad alzarla. Aspetta, interruzione della partita, altri 30 secondi di recupero. Io direi altri 30 secondi di recupero, per questa interruzione. Arriviamo al 101? L'ha vista partire subito bene, Barlocco da lì. Bravo. Se ne va. Mettilo dentro, dai, gol! Finisce qua. Chi è Luisa? No, Zanellato. Zanellato va a riscattarsi dopo il rigore subito, va sotto la Nord. Ma chi è che ha fatto azione qua? Sipos, ragazzi, ha sfondato la linea di fondo. Monumentale prestazione di Sipos. Praticamente ha arato la linea di fondo. Non c'è nessuno che ha fatto tutto lui. Non la guarda, non c'è lui. Guarda, non abbraccia nessuno. No, ma qua veramente sulla linea di fondo in 2 gli sono andati sotto, ma lui ha sfondato tutti. Molto bravo. 2 assist e un gol, Sipos, ragazzi. Già mettete su sotto, adesso appena finisce la partita mettete sotto una teca. Adesso l'arbitro ha deciso ancora 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero ulteriori. Un minuto ancora lo fa. Almeno un minuto e mezzo. Adesso, 3-1, basta. Facciamo il toto recupero, cosa dite? Voi dite? Chi dici? Facciamo come l'incanto dei canestri. No, dai, un minuto in più lo dà. Chi mette di più? Io se fossi l'allenatore del Trento finiscila, esatto. Anche perché pensi che non ci sia qualche partita che gli dicono così? Beh, qualcuno no, ma non lo fanno perché tecnicamente verrebbe. Chi era qualcuno che l'ha chiesto? 3-0, cioè sinceramente al 90esimo finisce lì. Ma infatti una volta senza dover comunicare come si faceva. Si faceva così. Recuperiamo palla sulla destra. Che vogliamo anche il quarto, al 100esimo. Furrer sfonda contro 2, la palla dentro per Sipos che fosse in fuorigioco. E segna il 4-1. Fuorigioco. Sì. Però anche è stato di grazia. Sì. Però anche qua aveva sfondato tutto. E Furrer l'assist aveva messo, ragazzi. Controllare, Zanellato dice controllare. No, beh, no, mi sembra il VAR. Penso di sì. Zanellato, vuoi giocare ancora? Zanellato senza telecamere in linea controllare. No, non c'è. No, ma Zanellato vuole giocare ancora. Vuole altro recupero. E Zanellato, no, va a vedere la Zanellato. Va a vedere la Zanellato. Guarda. L'arbitro è lì che dice l'arbitro sta aspettando magari che lo Zanellato, perché sta aspettando Zanellato che decide. No, fuori gioco, dai. Non avrebbe avuto nemmeno molto senso, ormai finita. È finita, ragazzi, vittoria importantissima dell'Ecco, cioè sudata, ma anche se comunque sono sempre stati è stata una partita alla Sipos. Cioè ha sfondato tutte le difficoltà, lui è andato come un treno e le ha sfondate. Secondo tempo di grande personalità. Adesso ne abbiamo scherzato un po', però l'Ecco ha meritato di vincere, perché nel complesso sono stati più bravi. Cioè il fatto che tu faccia gol alla fine del primo tempo e all'inizio del secondo vorrà pur dire qualcosa, cioè voglio dire, di solito le squadre vere, quelle brave, fanno così. Poi ha giocato alla fine, a parte, ripeto, i 20 minuti del primo tempo in cui non è che era, però ha rischiato qualcosina, poi la partita l'ha fatta l'Ecco. Diciamo che ha subito, non è che ha rischiato, ha subito. Ha subito un pochettino, esatto.
No, molto bene. Allora adesso C'è stato solo un momento lì che ha preso il palo e il rigore, poi poco altro. Tra poco Fausto ci... Sì, poi il Vicenza ha vinto 3-0, quindi vabbè, è più su. Allora, tra poco Fausto ci collega con Albino e andremo a... Però ecco, Voltan dimostra che lui e Führer potrebbero essere una bella combinazione tutti e due assieme, alle spalle di Sipos. Calcio... Intanto c'è Albino, se per la regia, se riuscite ad aprire la porta. Grazie. Aprite la porta. Comunicazione di servizio proprio. I tifosi. Allora, abbiamo Albino? Albino, mi senti? Eccolo Albino. Albino. Sì, Stefano. Eccoti. Allora, vittoria importantissima, Albino, al termine di un secondo tempo, a mio parere di grande personalità del Lecco. Non so se sei d'accordo. Sì, ma oltretutto è stata una partita emotivamente clamorosa. Sì. Cioè io non ricordo negli ultimi 4 anni, 5, una partita di questo livello. Anche dal per punto di vista tanti emotivo, episodi, no? Sì, tantissimi. Tra l'altro il Trento è una squadra rognosa, si è attaccato a qualsiasi cosa, giustamente no, Sì, ha no. fatto il suo, però c'è proprio la volontà in questi ragazzi. Questa è una squadra, io lo dico già dalla prima domenica, questa è una squadra. Assolutamente, sono d'accordo con te, e con un secondo tempo giocato davvero molto bene, anche di fronte agli episodi, quelli sfavorevoli come il rigore. Il Lecco non si è mai disunito, anzi ha continuato a giocare meglio del primo tempo, con la crescita di tanti giocatori. Numero 1 di crescita, come crescita direi Sipos. Sipos partita monumentale davvero oggi. Monumentale. Ma anche Führer a me è piaciuto molto, sai? Sì, no, certo, ma non riesco a trovare una nota negativa in oggi. Oggi grande partita, restiamo lassù insieme al Vicenza, credo ci sia grande entusiasmo allo stadio, no? Sì, te lo dai, il dato ai spettatori ce l'hai comunque. Sì, 2800, tanto. Ancora una volta, vediamo ballare sotto la curva nord, saltellare i giocatori, quindi grande entusiasmo. Assolutamente. Stiamo costruendo qualcosa di importante per i prossimi mesi probabilmente. No? Probabilmente sì, anche se adesso abbiamo subito una partita mercoledì, giovedì, scusa, che potrebbe essere una partita in cui accusiamo anche un po' di fatica, perché questa di oggi è stata una gara interminabile. Sì, è vero, fai bene a sottolinearlo perché potrebbe essere un fattore importante. Dai, comunque va bene così, sarà una bella serata, un buon inizio di settimana. Anche a te. Ci sentiamo per la prossima partita, Albino, grazie, ciao. Grazie, ciao. Ti lasciamo gli impegni in sala stampa. Lorenzo, può essere un fattore, come sottolineava Albino, che ci diceva che oggi il dispendio di energie può essere stato anche in ottica giovedì e poi domenica, certo, importante? Sicuramente sì, però sono 5 partite che ha fatto 4 vittorie, un pareggio, tanta roba. Adesso, cioè ti dà anche morale per... Sicuramente sì, poi all'inizio del campionato non puoi mai essere comunque centrato al 100%, il fatto che tu comunque vinci è sicuramente una cosa importante. Ti dà grande entusiasmo. Ti dà fiducia a tutto l'ambiente, al pubblico, ai giocatori stessi, no? Poi meritano la posizione che hanno, il risultato che hanno ottenuto. Assolutamente. È una squadra, devo chiedere anche a te, Albino diceva il Trento è rognoso, però anche né squadre rognose né squadre che provano a giocare ci stanno in questo momento fino ad oggi mettendo in grandi difficoltà. Quindi... Sì, diciamo come diceva prima, il dispendio energetico sì, perché comunque loro pressavano, correvano, però abbiamo anche i cambi. Infatti, lo so che sembra quasi un non senso quello che sto dicendo, però vista la partita di oggi io chiedo un sostituto di Sipos, perché non possiamo rischiare di rimanere senza un giocatore così davanti se vogliamo raggiungere certi... No, subito perché Sipos giovedì non può giocare 90 minuti ancora così, cioè non è che non può, magari lo fa e magari abbiamo trovato l'uomo bionico, però giocare mercoledì, quando è che giochiamo? Giovedì? A Vercelli giovedì sera. Giovedì a Vercelli, poi domenica sera. Sera ancora. Ok, oggi Sipos ha corso con 2 avversari attaccati ai pantaloncini. Lo farà anche giovedì, lo farà anche domenica. Ci serve subito. Cioè, andiamo a cercare negli svincolati, c'erano 2 o 3 vecchiettini da tessera. Non dico quello da
da iniziare la partita, ma oggi gli ultimi 20 minuti come hai cambiato Frigerio e hai messo Voltan, metti Sipos 60 minuti e poi lo togli, perché ripeto, per come è costruita la squadra e per come sta lavorando Valente, sarebbe un peccato rischiare per così poco. Sono d'accordo con te, perché in difesa abbiamo capito che Romani ci si può fidare. Marrone è il cambio lì pronto e hai 5x3 e sei a posto. 4 centrocampisti ce li hai, 2 esterni di qua e Critta super titolare, ma comunque Lovisa l'hai trovato di là. Führer, Voltan, Frigerio ce li hai, manca solo il centravanti. Salutiamo i nostri amici da casa in chiusura, bellissima partita. Stefano, altri 3 punti importantissimi per la classifica e il morale. Ciao Walter, ciao a tutti 3-1, grande Zipo, stellare sì. Da Lugano, Svizzera, Chiara, ottimo calcio e il Lecco, attenzione a Brescia e a Vicenza. Ci seguono dalla Svizzera adesso perché è con Valente, tutti i giocatori svizzeri. Abbiamo anche la bassa Sassonia, no? Anche la Sassonia occidentale. La Sassonia occidentale. Allora siamo in chiusura, ci godiamo questa settimana ancora la Super, vedremo quello che dicevi tu, magari a fine ottobre, se arriviamo lì che siamo ancora lì, la società dice sì, cerchiamo davvero un ultimo sforzo dal mercato svincolati per rinforzare. Sì, però dopo ci impieghi troppo a metterli in forma, vabbè. Sì, però non lo so, vediamo un attimino. Grazie Lorenzo Marcone, al capitano, per essere stato qui con noi, grazie Lorenzo. Ci troviamo poi alla prossima partita in casa, grazie a Fausto Riva in regia quest'oggi, come sempre, noi ci vediamo giovedì sera, non mancate, ciao! Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.